Buongiorno e buon mercoledì 4 maggio, rieccoci in diretta, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi vi daremo conto delle principali notizie di cronaca che stanno arrivando dalle nostre redazioni in tutto il Veneto e poi naturalmente con gli ospiti un focus sulle principali notizie di economia, di politica. Ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato al Parlamento europeo, naturalmente ha parlato della guerra in Ucraina, un appello, l'ennesimo appello ad un cessate il fuoco come priorità assoluta, ma poi ha parlato anche delle misure messe in campo dal governo italiano per quanto riguarda quelle che sono le conseguenze a livello economico su imprese e su famiglie legate alla guerra in Ucraina, e su questo faremo poi un approfondimento molto importante con il ministro Federico D'Inca. Ma c'è la cronaca naturalmente a tenere spazio in apertura. Perché? Perché purtroppo dobbiamo darvi conto dell'ennesimo incidente su quel tratto maledetto di A4. Ieri vi avevamo raccontato di un camionista che ha perso la vita in uno scontro tra tir, un incidente che era arrivato dopo altri due sinistri, fortunatamente in quel caso senza gravi conseguenze per i conducenti. Ebbene, oggi ancora un incidente in A4 e ancora un camionista che ha perso la vita. Allora iniziamo così questa nostra diretta. Non c'è il servizio, allora andiamo avanti con la cronaca e con un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza relativamente a redditi di cittadinanza illecitamente percepiti, 19 denunce appunto nel Vicentino da parte delle Fiamme Gialle. Sono state le cene costose a base di sushi e champagne in un locale giapponese di Mortise ad incastrare la banda di truffatori responsabili di decine e decine di truffe in tutta Italia grazie al sistema della sottrazione dei dati attraverso messaggi falsi da parte delle banche. I poliziotti della squadra mobile di Padova sono arrivati a Jacopo Bonollo, 25enne di Padova, ideatore della truffa, ora in carcere insieme a Bruno Zoia, 50enne di Vicenza, dopo alcune operazioni sospette effettuate con POS e con delle carte di credito clonate. Nell'operazione che ha sgominato la banda di truffatori online, altre 3 persone sono finite agli arresti domiciliari: un 49enne di Abano, un 44enne di Campodarsego e un 39enne di Stra. Infine obbligo di dimora per una donna di 43 anni di Abano. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere allo scopo di commettere truffe aggravate con indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento online. Inviavano degli SMS piuttosto che email alle vittime individuate e invitavano, li allertavano su su possibili situazioni di frode ai loro danni, invitandoli poi a cliccare su dei link che erano appunto allegati a queste mail, a queste SMS. Tramite questo sistema acquisivano fondamentalmente le credenziali di accesso alle varie home banking. Gli indagati truffavano le vittime in tutta Italia, alle quali venivano sottratti i dati relativi alle carte di credito attraverso messaggi che servivano per impossessarsi delle SIM telefoniche, che poi venivano utilizzate per ricevere i codici delle operazioni di home banking o prelevando contante tramite gli sportelli bancomat. I soldi sottratti poi venivano spesi tra Padova, Vicenza, Venezia e Treviso per acquistare telefoni di alta gamma, gratta e vinci da reinvestire in bitcoin oppure ancora per la compravendita di droga. Ecco qualche consiglio per evitare di essere truffati. Non aprire in alcun modo allegati a dei mail o SMS che possano essere sospetti, anche laddove apparentemente hanno come intestatario del mittente la propria banca o diciamo il proprio istituto di credito. Aggiornare costantemente i propri software, quindi i browser, il proprio computer, il proprio telefono. E poi respingere mail e messaggi sospetti, aggiornare il PIN del telefono, della propria scheda SIM, controllare i movimenti dei conti correnti e denunciare subito se qualcosa non torna. E avrete capito che questo era il servizio relativo all'operazione contro le truffe online. Le indagini hanno portato alla luce quella che era la bella vita della banda grazie ai soldi sottratti alle vittime. E allora torniamo alla notizia che vi ho dato in apertura, ovvero all'ennesimo incidente mortale lungo la A4, vittima un camionista.
A meno di 24 ore, questa mattina verso le 10, un altro camionista ha perso la vita nel tratto maledetto dell'autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, nei pressi del ponte sul fiume Tagliamento, lungo il tratto a 3 corsie. La vittima guidava un camion che trasportava mangimi, che si è scontrato contro un camion carico di frigoriferi che a sua volta ha tamponato una bisarca. Illesi gli altri 2 autisti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con squadre da San Donà di Piave e Portogruaro in entrambi i sensi di marcia per prestare soccorso. Il SUEM però non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell'uomo. Inevitabili i rallentamenti al traffico poco dopo il viadotto. Il tratto autostradale è stato chiuso e così anche l'ingresso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia. Per la gestione della viabilità e i rilievi è intervenuta la polizia stradale e i tecnici di Autovie Venete. Solo ieri pomeriggio tra San Stino e Portogruaro è deceduto il conducente di un camion che si è scontrato con un altro tir, un cittadino sloveno di 59 anni. E adesso gli aggiornamenti sul caso di Ahmed, il quindicenne trovato senza vita nelle acque del fiume Brenta a Padova. I funerali si svolgeranno nel cimitero islamico di Chiesa Nuova a Padova. Saranno celebrati nel cimitero islamico di Chiesa Nuova i funerali di Ahmed, il quindicenne di Mortisa, negato nelle acque del Brenta dopo essere scomparso da casa lo scorso 21 aprile. La comunità marocchina, che in queste settimane è molto vicina alla mamma e alla sorella del giovane, ha confermato che Ahmed poi sarà sepolto a Padova. Mamma e sorella lavorano e studiano qui in città e vogliono rimanere vicino alla tomba del loro ragazzo. La data dei funerali sarà fissata entro la giornata di oggi, quando arriverà il nulla osta della procura per riconsegnare la salma alla famiglia. Successivamente verrà anche organizzata una fiaccolata a Mortise. Nel frattempo continuano le analisi dei periti sul cellulare di Ahmed. Il giorno in cui è scomparso, il giovane studente dell'Istituto Bernardi ha mandato 20 messaggi all'ex fidanzata e un messaggio nella chat degli amici scrivendo: "Vi voglio bene". Restiamo a Padova con la vicenda del bambino di 6 anni positivo al Covid e deceduto a causa di una crisi respiratoria, in attesa dell'esito dell'autopsia che dovrà far luce sulle cause della morte. L'ULSS 3 fa sapere di aver nominato una commissione per fare tutte le valutazioni del caso sul pronto soccorso di Chioggia, dove il bimbo era stato visitato. Mentre si attende l'esito degli esami iniziati ieri dall'azienda ospedaliera di Padova sul corpo di Francesco Pascetta, il bimbo di 6 anni residente a Conche di Codevigo, deceduto dopo una crisi respiratoria, l'ULSS 3 Serenissima si è attivata per avviare le opportune verifiche del caso. Francesco infatti si era presentato al pronto soccorso di Chioggia col papà e la mamma sia mercoledì 27, giorno in cui si è scoperta la positività al Covid, che il giorno seguente. Non solo, i genitori avrebbero anche chiamato più volte negli stessi giorni la centrale operativa del 118 per chiedere l'invio urgente di un'ambulanza, giunta in almeno 2 occasioni da Piove di Sacco. Noi abbiamo nominato immediatamente una commissione per fare le valutazioni del caso. Sono state prese in considerazione le cartelle cliniche e le azioni dei medici che sono intervenuti e da quello che sono le prime nostre determinazioni direi che si è operato secondo scienza e coscienza. Non è stato tralasciato nulla, almeno nei momenti in cui il bambino è stato seguito nelle nostre strutture e che i nostri professionisti sono stati chiamati in causa. Siamo fiduciosi eventualmente anche delle indagini che farà la Regione e che farà eventualmente la magistratura. Per stabilire con precisione la causa della morte di Francesco bisognerà attendere almeno una settimana, quando arriverà l'esito dell'autopsia che chiarirà ogni dubbio ed eventuali responsabilità. E sono appena arrivate, ve le mostriamo in tempo reale, le immagini dei vigili del fuoco dell'incidente di cui vi abbiamo dato conto pochi minuti fa nel tratto maledetto in A4, quello a 3 corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, nei pressi del ponte sul fiume Tagliamento. La vittima guidava un camion che trasportava mangimi che si è schiantato contro un camion. Vedete le immagini impressionanti della violenza dello scontro. Appunto si è scontrato contro un camion carico
carico di frigoriferi che a sua volta ha tamponato una bisarca. Vedete addirittura un pezzo, diciamo così, del camion che ha sfondato la cabina del tir che lo seguiva. Deceduto un camionista, abbiamo detto, illesi invece gli altri 2 conducenti dei mezzi, e questa insomma l'ennesima tragedia in A4. Adesso invece vado a Venezia, in piazza San Marco, dove per noi dovrebbe esserci il nostro Filippo Fois per raccontarci di una giornata storica per il Caffè Florian, ma in negativo, perché per la prima volta nella sua storia chiude in segno di protesta. Perché ce lo racconta Filippo Fois. Buongiorno, a te la linea, Filippo. Valeria. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori da piazza San Marco a Venezia. Non è proprio la prima chiusura in 300 anni di storia del Caffè Florian, perché ci sono state anche un paio di chiusure recenti, quella per l'Acquagranda del 2019 e quella naturalmente imposta dalle misure anticoronavirus a partire dal 2020. Però è la prima volta che questo caffè storico, fondato nel 1720, chiude per protesta. Non era mai capitato, capita oggi. Vedete alle mie spalle tantissima gente e anche un grosso palco che è stato montato. Questo palco si trova qui per in questo momento ospitare 800 cerimonie di laurea che si svolgeranno in 2 tornate, una stamattina, i primi 400, un'altra questo pomeriggio con i secondi 400. Rimarrà ancora qui per qualche giorno perché domenica è prevista anche la cerimonia di solenne giuramento dei cadetti della Scuola Navale Morosini, che tra l'altro festeggia anche i 60 anni dalla fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qual è il problema? Il problema è che, come potete vedere, questo palco occupa tantissimo spazio e si trova proprio dove dovrebbe trovarsi il plateatico dal Caffè Florian. Generalmente questo tipo di manifestazioni veniva organizzato in un altro punto della piazza, è la cosiddetta ala napoleonica che adesso vi sta per far vedere Sandro Ponchio, vale a dire la parte della piazza dall'altro lato rispetto alla Basilica di San Marco. Per motivi logistici questa volta invece si è deciso di farla qua, soprattutto per quello che riguarda la cerimonia dei cadetti. Qual è il problema? Il problema è che naturalmente qui non si può più lavorare perché lo spazio è occupato, ma soprattutto è quello che contesta anche l'associazione Piazza San Marco, che è un sodalizio che raccoglie le imprese commerciali, i pubblici esercizi e i residenti dell'area marciana, cioè qua di Venezia. Attenzione, sono stati lanciati in aria i cappelli, non so se siamo riusciti a vedere questo momento, era proprio il momento culminante della cerimonia, per cui c'è molta confusione. Io spero che voi continuiate a sentirmi, anche perché è partita la musica. Allora ci spostiamo qua sotto le procuratie vecchie perché vi facciamo vedere com'è la situazione e soprattutto vi stavo riferendo del fatto che la comunicazione della logistica della piazza è stata comunicata alla direzione del Caffè Florian solamente 3 giorni prima che iniziassero a svolgersi i lavori di montaggio del palco. Questo significa che nonostante questo fosse stato deciso da tempo, si presume, questo significa che tutta l'attività che era stata programmata da questo locale, che oltre a essere storico ha 70 dipendenti, per cui si tratta di una grossa realtà anche dal punto di vista imprenditoriale, tutti gli impegni che erano stati assunti per quella che è la prima settimana di alta stagione a Venezia sono dovuti essere stati annullati, perché qui l'attività può essere svolta solamente a scartamento ridotto, per così dire. E questo è il motivo per cui qua vedete il cartello, si informa la gentile clientela che il giorno 4 maggio il Caffè Florian resterà chiuso. Non c'è segno di polemica, però in realtà diciamo che il nervosismo qui in piazza è abbastanza palpabile, anche perché Piazza San Marco si sta riprendendo non solo dall'Acquagranda ma anche da 2 anni di pandemia. Qui continuano a esserci molte saracinesche abbassate perché la crisi si è sentita tantissimo ovviamente in una città e in una zona poi che non ha più residenti, è basata solamente sul turismo. Questo era il primo periodo di alta stagione in cui si potevano risollevare le sorti di queste attività commerciali. Ricordiamo qua sono un centinaio di dipendenti e purtroppo però insomma per questa settimana non si potrà lavorare. Francesca. Grazie anche per le immagini che hanno
hanno un impatto importante in questa vicenda, perché vedere questo grande palco e adesso con tutte quelle persone davanti ci fanno capire anche i motivi e anche probabilmente questo rammarico del caffè Florian costretto a chiudere. In un momento poi, Filippo, storicamente importante per queste attività, come ricordavi tu, Venezia ancora di più, chiuse prima per l'acqua granda, poi per la pandemia, e quindi il bisogno di riattivarsi, anche perché le città d'arte hanno sofferto la mancanza dei turisti, i turisti che invece vediamo alle tue spalle essere molti oggi in città, come ormai ci siamo abituati a vedere da settimane, quindi dover chiudere adesso fa ancora più male probabilmente. Assolutamente, prima stavamo parlando con alcuni degli esercizi commerciali della zona e loro proprio ci confermavano questo fatto. Si tratta della prima settimana di alta stagione. Altre volte era capitato che ci fossero delle manifestazioni per quello che riguarda anche i cadetti, e lì però ci trovavamo credo nel mese di marzo, per cui in un periodo in cui lavorare a scartamento ridotto non comporta delle grosse conseguenze dal punto di vista lavorativo. Certo è, comunque questo è il problema, cioè una scarsità di comunicazione tra le istituzioni e l'associazione Piazza San Marco, che alla fine è un ente terzo riconosciuto come rappresentante di tutte le attività che si trovano in quest'area, ed è per questo motivo per l'appunto che qui la reazione è stata quella che vedete alle mie spalle. Un caffè fondato nel 1720 che ha attraversato 300 anni, qui era il 1720, per cui si è iniziato a pagare il caffè con gli zecchini veneziani, poi si è passati alle corone dell'impero austro-ungarico e prima ancora i franchi quando è arrivato Napoleone nel 1727, poi col Regno d'Italia la lira, adesso con l'euro. Questo giusto per darvi l'idea di come la storia sia passata attraverso quello che, a quanto si dice, è il locale pubblico più antico ancora in attività al mondo. Anche se il caffè Florian è chiuso, rientra comunque in una foto di un turista. Abbiamo visto adesso un signore fotografare il cartellone, insomma fermarsi, perché fa strano vedere questo simbolo della città che ha le saracinesche chiuse. Filippo, grazie davvero, ti lasciamo raccogliere altre voci, altre interviste per il servizio poi questa sera nei nostri telegiornali. Grazie a Filippo Fois per questo collegamento, buon lavoro. E allora andiamo avanti, ancora qualche notizia di cronaca, perché siamo in grado, è arrivato il servizio relativo all'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza relativa al reddito di cittadinanza percepito da chi non aveva il diritto. Percepivano il reddito di cittadinanza senza avere diritto al sussidio. Per questo 19 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Vicenza. I controlli delle Fiamme Gialle hanno portato a recuperare somme erogate per il sussidio pari a 205.000 euro. L'attività investigativa ha interessato tutta la provincia, in particolare Vicenza, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Marostica, Rosà, Breganze, Romano de Zelino, Cornedo Vicentino, Villaverla e Zugliano. Tra i denunciati anche alcuni nomadi residenti in un campo del Vicentino che avrebbero incassato 45.000 euro di contributo. Denunciata anche una donna che, incassati 11.000 euro di sussidio, avrebbe omesso di dichiarare che il marito era detenuto in carcere al San Pio X di Vicenza. Nei prossimi giorni la Guardia di Finanza proseguirà i controlli a contrasto dell'indebito accesso a erogazioni pubbliche e a prestazioni assistenziali a danno dei cittadini davvero bisognosi. Stiamo a Vicenza, Schiamazzi, in un party, in un'abitazione privata, e una 23enne viene arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Schiamazzi notturni da un'abitazione nel centro di Valdagno, dove era in corso una festa con una decina di giovani. I carabinieri, arrivati a seguito di una segnalazione dei residenti dopo la mezzanotte di lunedì, mentre procedevano all'identificazione dei partecipanti al party rumoroso, hanno tratto in arresto una 23enne arzignanese che ha dato in escandescenza con atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei militari dell'Arma. Bloccata l'hanno portata in caserma, arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La donna è finita a processo con rito direttissimo. Il tribunale ha convalidato l'arresto sottoponendola all'obbligo di firma settimanale. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi torniamo in diretta per parlare di economia e agricoltura. Tra poco.
Rieccoci in diretta e allora vado a salutare Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora direttore, con lei apriamo questa finestra sul mondo dell'agricoltura, uno dei settori insieme ad altri naturalmente, ma che in questa fase sta risentendo maggiormente di quelle che sono le conseguenze anche legate alla guerra in Ucraina, ma a questo si aggiunge la situazione meteorologica. Ha piovuto le settimane scorse, ma non abbastanza dopo oltre 100 giorni di assenza di perturbazioni, e quindi il tema siccità è in primo piano ai noi, al punto che è stata decretata la crisi idrica ieri dalla Regione Veneto, con il presidente Zaia che ha firmato la seconda ordinanza che porta tutti, da noi semplici cittadini, anche al mondo dell'agricoltura, a risparmiare laddove possibile. In che modo? Quindi, allora, intanto il punto della situazione, cioè quanto è critica questa fase per voi agricoltori, e poi capire quanto è possibile risparmiare in una stagione in cui adesso invece si chiede di irrigare molto perché le colture stanno nascendo. Guardi, 3 date, 2012, 2017 e 2019 sono gli anni della siccità, e quindi oggi, quando si parla di siccità, non si parla più di un evento, ma si parla purtroppo di una caratteristica climatica che purtroppo dobbiamo fare, ormai è all'interno delle nostre attività. E quindi oggi c'è stata la seconda, o ieri c'è stata la seconda ordinanza da parte della Regione Veneto, chiaramente concordata con le organizzazioni agricole e l'ANBI, che è l'associazione dei consorzi di bonifica, che raggruppa i 10 consorzi di bonifica del Veneto, che dà l'idea della grande criticità che oggi vive il mondo agricolo. Oggi siamo senza acqua sostanzialmente, i bacini che abbiamo di montagna sono al 30-40% della loro capienza, quando ad oggi negli anni scorsi erano al 100% della loro capienza, e quindi una situazione di grande difficoltà. Sulla grande difficoltà dobbiamo risparmiare acqua, e quindi il mondo agricolo è pronto ancora una volta per dare un ulteriore sacrificio del risparmio all'acqua. I consorzi di bonifica oggi sempre di più stanno utilizzando anche fondi relativi al PNRR relativamente all'utilizzo di impianti pluriirrigui. Sono quei impianti che danno un utilizzo dell'acqua, una riduzione dal 50 al 60% rispetto a impianti di irrigazione tradizionale, e quindi una risposta importante su questo. Basta tutto ciò? No, non basta, perché oggi abbiamo necessità di investire in piccoli invasi sia di montagna che di pianura, che hanno la capacità di immagazzinare l'acqua quando ce n'è tanta e di rilasciarla quando ce n'è poca, e quindi in questo periodo. Quindi questi sono altri aspetti importanti che la Regione Veneto, insieme con le organizzazioni agricole e con il sistema delle bonifiche, deve intervenire, e si deve intervenire anche a livello nazionale. Poi vede, l'altro elemento importante è che dove c'è l'acqua ce la devono anche rilasciare, e quindi qui stiamo di fronte anche a una situazione paradossale, nel momento in cui le regioni del Trentino hanno diversa acqua nei loro invasi e non la rilasciano al settore agricolo poi di pianura. Perché? Perché la devono utilizzare per gli impianti per l'energia elettrica. Ecco, io penso che su questo bene ha fatto il governatore a sollecitare l'intervento da parte del governo. Ci devono essere quei elementi che vanno utilizzazione di questo, e quindi abbiamo necessità di intervenire su questo, e quindi il governo deve intervenire anche in caso, perché in una situazione di emergenza si deve intervenire con elementi di emergenza. Direttore, ha detto gli agricoltori faranno la loro parte. Significa che si dovrà razionalizzare il consumo dell'acqua e quindi anche ridurre magari quelle che sono le colture, quindi preferire alcune rispetto ad altre? Cioè, in che modo si può razionalizzare in agricoltura in una stagione così delicata poi? Ma guardi, già oggi abbiamo circa una riduzione della produzione del mais intorno al 5%. E non è che oggi noi gli agricoltori non impiantano il mais o seminativo o d'altro, razionalizzano l'acqua. Chiaramente tra un impianto
tra un terreno che si dà acqua e un terreno che non si dà acqua si ha una riduzione delle produzioni che va oltre al 30% in meno, e quindi su un terreno in cui non viene data l'irrigazione si arriva anche a una riduzione delle produzioni che sfiorano anche il 30%, e quindi ancora una volta il settore agricolo, se non ci sarà la possibilità di irrigare, le irrigheremo in maniera con pansimonia, come è già stato detto, e sicuramente avremo una riduzione delle produzioni. Quindi tutto quanto questo a scapito poi della redditività delle nostre aziende, delle produzioni che noi oggi siamo chiamati a fare. E aziende che devono fare i conti, poi lo abbiamo detto in apertura del collegamento con lei, con quelle che sono le conseguenze, l'impatto della guerra in Ucraina, e quindi da un lato che mancano materie prime o hanno prezzi molto, molto elevati, pensiamo ad esempio ai fertilizzanti, e poi c'è tutto l'impatto sul settore degli allevamenti con l'allarme già lanciato qualche settimana fa dai produttori, rischio chiusura stalle, abbattimento dei capi e quindi prezzo del latte e dei suoi derivati, pensiamo ai formaggi che sono prodotti tipici del nostro territorio che rischiano di schizzare alle stelle, quindi poi con un circolo vizioso che si innesca in queste situazioni. Guardi, lei ha detto perfettamente la situazione di grande difficoltà e di gravità che vive il mondo della zootecnia, quindi latte e carne sono settori importantissimi per quanto riguarda il settore veneto, ma sono i settori che oggi rivescono di una grande difficoltà. Basti pensare che oggi produrre un litro di latte costa 52 centesimi, quando il prezzo del latte alla stalla gli viene dato dai 48 ai 49 centesimi, quindi oggi le aziende sono in perdita. Ricordo che oggi molte aziende hanno anticipato anche la macerazione dei capi bovini e anche delle vacche fuori produzione. Inoltre oggi facendo una stima e valutando la difficoltà del settore, su 10 aziende già 2 sono in chiusura di attività, e quando lo diciamo sempre, quando chiude un'attività di un'azienda agricola non chiude solo la parte produttiva di quell'azienda, ma chiude anche quello che l'azienda riesce a fare nel territorio, e quindi l'ambiente, il paesaggio e tutto quello che resta. Quindi è una grande difficoltà, ecco. E sulla difficoltà si deve intervenire. Sulla difficoltà si deve intervenire perché non si capisce come mai oggi a livello europeo si vengono dati contributi pari a 400 milioni di euro alla Francia e pari a 250 milioni di euro alla Spagna per quanto riguarda il settore zootecnico, e in Italia si sta ancora discutendo a chi darli. Quindi noi dobbiamo anche incidere in questo, dobbiamo cercare anche come Paese di accaparrarsi tutti quei finanziamenti e contributi che sono dati a livello europeo, perché su una situazione di gravità di questo tipo non è solo l'Italia che riveste questa gravità, è il sistema europeo. E quindi ecco, su questo dobbiamo intervenire in maniera chiara, in maniera precisa, cosa che oggi non siamo ancora in grado di intervenire. Quindi chiediamo al governo di intervenire e dare una risposta concreta e soprattutto economica alle nostre aziende che sono in grande difficoltà economica. Per quanto riguarda gli allevamenti, solo un dato, direttore, avete una stima di quante aziende in Veneto hanno chiuso e di quante potrebbero chiudere se la situazione non cambierà, o meglio, purtroppo a livello internazionale abbiamo capito che questa guerra in Ucraina è destinata purtroppo a durare ancora a lungo, e quindi se non verranno presi dei provvedimenti a livello non tanto italiano probabilmente, ma europeo, perché tutti i paesi europei stanno avendo le ripercussioni legate alla guerra e legate alle sanzioni imposte alla Russia. Guardi, sul settore zootecnico e quello da latte noi abbiamo oggi circa 2.700 aziende nel Veneto. Il 10% di queste aziende sono in fase di chiusura, si sono indebitate in maniera importante, non hanno più finanziamento e quindi non hanno nemmeno i soldi per pagare le materie prime per dar mangiare agli animali. Quindi il 10% di queste aziende oggi sono in fase di chiusura e in fase di difficoltà economica, e su questo si deve intervenire immediatamente, perché non possiamo aspettare mesi e mesi per interventi diretti su queste aziende. Diamo risposte concrete oggi o la situazione è veramente drammatica per queste aziende.
Ultimissimo, è un dato davvero molto impattante, devo dire, perché poi insomma aziende che chiudono significa lavoratori, ma significa anche poi il prodotto finale che arriva sulle nostre tavole, che rischia di avere poi prezzi molto elevati. Un'ultima domanda, direttore, legata alla sicurezza sul lavoro, perché anche ieri abbiamo dato conto di un incidente sul lavoro legato ad un agricoltore, purtroppo nel veneziano, e anche il mondo dell'agricoltura c'era lunedì per questa presentazione al Palazzo Grandi Navi del nuovo piano strategico del Veneto per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro. È importante che ci sia una cultura della sicurezza sul lavoro che probabilmente manca ancora, non solo nell'agricoltura in generale. Sì, guardi, su questo noi abbiamo già sottoscritto a suo tempo un protocollo con la Regione Veneto, l'abbiamo sottoscritto appunto lunedì un ulteriore protocollo. Dai protocolli dobbiamo andare nei fatti, quindi oggi vi è la necessità di fare molta formazione per le nostre aziende agricole e soprattutto cercare anche di mettere a norma i nostri macchinari agricoli e quindi interventi diretti con il PNRR ma anche col piano di sviluppo rurale per ammodernare le nostre macchine agricole. Però come facciamo a ammodernare le macchine agricole quando le aziende oggi sono in grande difficoltà economica? Ricordo ai nostri telespettatori, e ce lo ricordiamo sempre, fatto 100 il prodotto finale al consumatore, solo il 15% va all'azienda agricola. Quindi oggi le aziende agricole sono in difficoltà economica, si deve intervenire su questo. La sicurezza sui posti di lavoro sono elementi determinanti, dobbiamo lavorare in maniera sinergica anche con lo SPISA perché ci supporti e assista le nostre aziende agricole per cercare di ridurre gli infortuni nel mondo agricolo, però il mondo agricolo oggi richiede tutto quanto questo e quindi ecco, sul protocollo che è stato sottoscritto dobbiamo anche intervenire anche in questo caso sotto l'aspetto economico, ma soprattutto sotto l'aspetto, come diceva lei, e siamo d'accordissimi tutti su questo, con la formazione, il supporto e l'assistenza che si deve dare alle aziende agricole per superare alle grandi difficoltà lavorative che insomma si trovano i nostri lavoratori nelle campagne. Direttore, questa crisi delle aziende agricole, quel 10% di aziende in fase di chiusura nel settore zootecnico sono distribuite in modo omogeneo sul nostro territorio veneto o ci sono delle province più in sofferenza rispetto ad altre, anche perché magari ha maggiore vocazione in tal senso? No, guardi, purtroppo è distribuito in maniera omogenea su tutto il territorio, da Verona a Venezia, a Padova, a Belluno, sulle nostre aziende tra l'altro di montagna, tra Belluno e Vicenza, che senza quelle aziende non so che tipo di montagna noi andremo a vedere quest'estate e vedremo che tipo di prati ci saranno e quindi è ridistribuito in maniera omogenea su tutto il territorio. Certo, su alcuni territori oggi in difficoltà e soprattutto le aziende marginali di montagna, marginali nel senso che loro hanno oltre al problema economico anche il problema geografico in cui loro si trovano, abbiamo difficoltà appunto di più su queste aziende che non riescono a avere marginalità economica e quindi il rischio di chiusura è elevato. Grazie davvero al direttore CIA Veneto Maurizio Antonini e grazie per il suo intervento. Torneremo ad aggiornarci per capire come evolve la situazione. Intanto speriamo che arrivino le piogge, questa è una delle cose che non si può controllare, però ci auguriamo che la perturbazione annunciata arrivi e dia un po' di sollievo almeno per quanto riguarda il tema della siccità. Grazie direttore, buon lavoro, a presto. Grazie a lei e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. E questo era l'approfondimento per quanto riguarda l'agricoltura. Avete sentito numeri importanti, un settore pesantemente in crisi e quindi si chiede un intervento non solo a livello nazionale ma a livello europeo coordinato perché gli aiuti arrivino in modo omogeneo in tutti gli stati europei che stanno pagando il prezzo economico della guerra in Ucraina. Saluto il presidente di Ascom Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Come sta, Presidente? Tutto bene? Tranquilla, sì, anch'io sono stato colpito leggermente da questo Covid e quindi sono a casa, ma sto bene. Ma continua a lavorare, mi diceva ieri ho il mio ufficio in casa, separato dal resto della famiglia e quindi continua a monitorare la situazione. Allora iniziamo dagli aspetti positivi.
proprio legati al Covid, insomma dal 1° maggio questo allentamento delle misure restrittive, e questo piace, è stato accolto positivamente proprio da ristoratori, dai titolari dei locali, perché finalmente si può tornare a guardarsi in faccia e non si deve più fare i controllori dei clienti che entrano controllando l'uso della mascherina o anche semplicemente il Green Pass. Si torna alla normalità finalmente, viene da dire. Sì, ci vuole, al di là delle norme, però un po' di buonsenso e di gradualità. Veda, io sono a casa perché sono stato a fare un festeggiamento a un amico caro, di cui poi ne parleremo, e mi sono preso leggermente, perché sono vaccinato 3 volte, questo virus. Perciò la gradualità, io sono convinto, sia necessaria per la tranquillità economica, psicologica e anche di lavoro, perché il caldo sicuramente con la stagione buona abbatterà un po' quelle che erano le virulenze di un processo respiratorio, ma stiamo attenti perché si fa presto a tornare ad avere una criticità che per l'economia sarebbe veramente un danno. Allora, Presidente, lei faceva riferimento a questa festa. La festa è quella del premio consegnato dalla Camera di Commercio di Venezia ad Arrigo Cipriani, un nome storico della ristorazione in Italia ma nel mondo, che è stato premiato per il suo esempio di tradizione ma anche di innovazione. E Arrigo Cipriani deve essere un esempio anche per le nuove generazioni, e poi mi aggancerò alla domanda che voglio farle successivamente, legata proprio ai giovani che vengono a mancare per determinate attività. E lei insomma ha fatto un esempio di Cipriani come sguardo particolare sul mondo e anche suo personale punto di riferimento in questo sguardo sul mondo. Sì, Arrigo è un mio amico. Mi pregio di essere amico di Arrigo Cipriani da tanti anni e mi è sempre stato un consigliere su quello che avveniva nel mondo dall'alto dei suoi 90 anni. Infatti io ho citato proprio nella manifestazione che abbiamo tenuto alla Fenice a Venezia, ho citato una frase di Goethe, il quale diceva che per vedere un qualche cosa molto bene bisogna andare in alto. Lui andava sopra in una montagna o nel campanile, come a Cento. Io ho citato la città di Cento, perché da lì si vede giù bene. E ogni mese, mese e mezzo, io chiamo Arrigo e dico: mi dai qualche informazione? E lui me le dà sempre, ed è come io salissi in un campanile per poter vedere quello che sta avvenendo. L'entusiasmo di Arrigo Cipriani è importante, perché l'entusiasmo di un giovane novantenne che guarda avanti, e quello potrebbe essere un insegnamento molto molto importante e prezioso, guardi, per tutti i giovani di oggi. Il denaro come il prestigio non si ottiene cercandolo, ma solo col duro lavoro. Col duro lavoro arriva sicuramente, quasi sempre, sia il prestigio che il denaro. Allora, Presidente, noi continuiamo a raccogliere interviste di imprenditori, sia titolari di aziende che cercano personale specializzato, sia in questo momento di titolari di bar, ristoranti, hotel. Proprio l'altro giorno il nostro Cristiano Arboita ha raccolto l'intervista di un albergatore trevigiano che diceva: io non trovo ragazzi, perché quando vengono al momento del colloquio mi dicono, di fronte a quella che è la mia proposta: no, preferisco prendere la NASPI, vorrei più di 2.000 euro al mese. E a Quero, quindi nel suo territorio bellunese, un bar costretto a chiudere il pomeriggio perché non trova personale. Il mondo del turismo in grossa difficoltà per la stagione alle porte, non si trova personale da impiegare appunto negli hotel e nelle varie strutture ricettive. E allora dove si deve cercare il motivo? Solo perché preferiscono prendere appunto la NASPI, il reddito di cittadinanza? Manca la voglia di sacrificarsi, tra virgolette?
parte c'è una cultura sociale anche familiare alle spalle, gli stipendi, i salari non sono adeguati e quindi magari i ragazzi preferiscono andare all'estero per fare questi lavori che potrebbero fare in Italia. Insomma, qual è il problema? E ci dica, c'è stata una lettura data dall'alto del campanile da Arrigo Cipriani su questo? Ma la lettura la do io. È cambiato il mondo. Abbiamo dei costi, probabilmente questi lavoratori hanno anche ragione, ma è il costo globale per l'imprenditore che è insostenibile. Ci deve essere un abbattimento di tutti i costi accessori, non della busta paga. Se uno prende 1.000 euro, ce ne sono altri 900, 800 che vanno in costi che il lavoratore non vede, perciò questo è uno. E poi la vecchia teoria di Ilvo Diamanti che diceva che viviamo in un mondo con una piramide rovesciata. 60-70 anni fa c'erano 7 figli, 2 genitori, un nonno. Oggi la piramide è fatta un unico nipotino, 2 genitori, 4 nonni. E questo la dice lunga su quella che è la società nostra. Questo unicum che le famiglie hanno lo mandano a studiare. Molte volte le specializzazioni, gli studi universitari poi non producono quello che il mercato vuole. Sono delle lauree solamente per il DOT davanti, ma non spendibili sul mercato. Ma uno dice: ho studiato, non vado a fare il fattorino o qualche cosa per cui non ho studiato. Questo è un altro problema che noi abbiamo, ma fondamentalmente è il costo del lavoro che è troppo alto in Italia. Bisogna in qualche maniera limitare tutti i costi aggiuntivi alla paga. Questa è la realtà. Allora 2 sono i motivi. Uno è il costo globale e il secondo è la piramide rovesciata. Noi non facciamo figli, quindi questa gente non va più. È lo stesso problema, perché non ci sono più preti, perché non ci sono più suore. Una volta con 10 figli mandavano volentieri uno a fare il prete oppure a fare la suora, perché perlomeno toglievano uno da mangiare e davano un'istruzione. Oggi non è più così e quindi è il mondo che è cambiato. Ma fondamentalmente io credo che qualsiasi persona che abbia voglia di lavorare deve accettare qualsiasi lavoro, poi lo cambierà, ma deve accettare qualsiasi lavoro. Non si può rimanere a casa. Ecco, io sono contrario alla gente che rimane a casa. Vai, prova, in qualche maniera mettiti in gioco, poi con il lavoro, come dicevo prima, con il sacrificio, con il lavoro arriva anche il denaro. Anche perché poi abbiamo poi aziende che sono costrette a ridurre, a bloccare la produzione perché da un lato mancano le materie prime per lavorare, ma manca anche il personale, dall'altro abbiamo l'esempio, come detto, di questo bar di Quero che chiude al pomeriggio. Sì, certo, è venir meno il servizio anche per i turisti, per tutti quanti, quindi dobbiamo riformularci in qualche maniera, dobbiamo cercare di creare un sistema agevole, dignitoso per chi lavora, ma altresì non strangolante per chi deve poi avere un costo che non riesce a giustificare dal punto di vista economico, proprio del bilancio della propria azienda. Ultimissima domanda, Presidente, noi sappiamo che la sua indole è ottimista, quella di essere ottimista per natura, ci dice sempre. E allora le chiedo, questa stagione estiva, con i presupposti, da un lato l'allentamento delle misure restrittive, dall'altro però pesa come una spada di Damocle quella che sono l'impatto economico della guerra e quindi i rincari a partire proprio dall'energia al gas, e sappiamo quanto questo per i ristoranti, per gli alberghi sia davvero problematico anche semplicemente nel programmare la propria gestione da qui a qualche mese. Ah, certo, io ho parlato più volte di quello che chiamo un cocktail velenoso.
Abbiamo avuto la pandemia, ora abbiamo la guerra, abbiamo la crescita esponenziale di tutti i costi per l'energia e questo è un cocktail velenoso. Però se continuiamo a piangerci addosso non ne usciamo da questa situazione. Io mi auguro nel buon senso della gente che questi governanti capiscano che la guerra non porta a nessun risultato. Si deve cercare un compromesso per poter crescere, per poter lavorare e per poter essere tranquilli. La gente deve capire che con la guerra non si ottiene niente, si ottiene un vantaggio forse momentaneo, ma non di sicuro a medio termine. E quindi il mio ottimismo è sempre improntato nel dire guardiamo quella parte del bicchiere che è piena e non quella che è vuota, sapendo che tanti oggi stanno soffrendo. Abbiamo anche una povertà in Italia che continua a crescere, una povertà assoluta, non una povertà relativa. E quindi di questo ne dovremo far conto, perché è gente che vive con noi, che lavora con noi e che è giusto che viva in maniera dignitosa. Grazie Presidente per questo suo intervento, naturalmente tanti auguri di pronta guarigione per poter tornare ad essere negativo per una volta. Grazie a Paolo Doglioni, Presidente ASL Confcommercio Belluno, buon lavoro Presidente, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. E torniamo alla cronaca, o meglio a quella che è la lotta alla paccottiglia, proprio il provvedimento, la delibera antipaccottiglia, perché anche la Regione ha dato l'ok alla delibera comunale, siamo a Venezia, che sarà effettiva per i prossimi 3 anni. Con l'ok della Regione entra definitivamente in vigore la delibera antipaccottiglia del Comune di Venezia. Per i prossimi 3 anni dunque nessun negozio di cianfrusaglie potrà aprire nelle principali arterie della città, in area marciana o realtina. Un periodo di sperimentazione in cui saranno quindi arginate le aperture di locali a somministrazione automatica e di negozi dall'oggettistica di dubbio valore. La definizione del progetto portato avanti dall'assessore comunale al commercio Costalonga è arrivata dopo un anno di lavoro che si è concretizzato con quanto approvato dal Consiglio regionale. L'iniziativa aveva riscosso il plauso del Consiglio comunale, che all'unanimità aveva votato l'approvazione lo scorso 26 aprile. Da quel momento è bastata una settimana per ottenere anche l'ok regionale. Il braccio di ferro tra Comune e Paccottiglia continua anche grazie alla divulgazione. Il 12 maggio infatti ci sarà un incontro con Collegio dei Geometri, Confedilizia, Federazione Italiana, Agenti Immobiliari, Ordine dei Commercialisti per spiegare la delibera. L'obiettivo è quello di evitare che si inneschino difficoltà tra i vari operatori, ma anche un modo per rendere le norme più note. Furto in un bar di Paese, in provincia di Treviso, spariti i soldi che erano in cassa. Hanno forzato la finestra al piano terra e sono entrati in un bar di via Postumi a Paese. Il colpo è stato messo a segno la notte tra lunedì e martedì. I ladri hanno agito con estrema tranquillità. Dopo aver fatto irruzione nel locale, hanno prelevato i soldi del fondo cassa dell'esercizio, un bottino che si aggira intorno ai 200 euro. Poi si sono allontanati facendo perdere le tracce. Ad accorgersi del furto i titolari quando sono arrivati il mattino seguente nel bar. Immediata la chiamata ai carabinieri della stazione di Paese, in corso le indagini dei militari per identificare gli autori del furto. In queste ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Restiamo nella Marca trevigiana perché è stato scoperto l'ennesimo ecofurbo, ecovandalo, grazie anche ad alcune fototrappole installate sul territorio dal comune. Siamo a Colfosco di Susegana. Ha gettato i rifiuti casalinghi in un cestino pubblico di un parco. È stato scoperto in centro a Colfosco di Susegana l'ennesimo ecofurbetto. La persona già identificata sarà presto contattata dall'ecovigilanza non solo per la contestazione del caso ma per la notifica della sanzione prevista. Ad incastrarlo lo scorso 9 aprile le immagini di alcune fototrappole installate dal comune.
Stiamo con tenacia continuando la nostra dura lotta all'inciviltà, afferma il sindaco Vincenzo Scarpa. Alcune volte rimaniamo annichiliti dal riscontro di comportamenti inaccettabili dal punto di vista non solo ambientale. Molte azioni feriscono la nostra intelligenza e vanno al di là della normale comprensione, vivendo in un territorio che è ben servito sia per quel che riguarda i centri di raccolta CERD, sia come raccolta a domicilio. Ciò nonostante continuiamo, termina il sindaco, a ricercare nuove strategie per disincentivare questi atti offensivi della nostra attenta civile comunità. I consigli generali di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia, area metropolitana di Venezia e Rovigo, riuniti ieri a Mogliano Veneto, hanno esaminato e dato il via libera al progetto di aggregazione tra le due associazioni e al piano industriale che lo accompagna, delineando gli elementi statutari, economici e organizzativi, risultato del lavoro svolto dalla commissione paritetica. Seguiranno 9 incontri zonali nei territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo nei mesi di maggio e giugno, dopodiché il progetto sarà portato a settembre in delibera dei consigli generali. E continuiamo a parlare di economia, della crisi energetica e delle conseguenze dell'impatto, l'abbiamo detto anche in questa diretta, della guerra in Ucraina con la carenza di materie prime. Queste sono le emergenze di oggi. Il decreto aiuti appena approvato dal Consiglio dei Ministri non è però sufficiente, secondo Appindustria, i piccoli industriali che appunto bocciano il provvedimento del governo Draghi. Psicopatologia dell'economia quotidiana. Shock tanti, troppi per aziende, negozi, locali, attività produttive, dalle restrizioni della pandemia alla guerra, dalla crisi energetica alla carenza di materie prime. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto aiuti con interventi per 14 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese, ma Appindustria Confimi Veneto, senza tanti giri di parole, boccia il provvedimento. Dalle politiche che sono emerse in questi ultimi tempi, il giudizio sul governo è assolutamente negativo. O cambiano marcia o si rischia veramente di fare dei danni permanenti a questo paese, quindi così non va bene. Appindustria boccia il governo e il decreto aiuti che prevede un contributo una tantum di 200 euro e solo per pensionati e dipendenti con redditi fino a 35.000 euro. Eppure la crisi è molto più larga e profonda e tocca le partite IVA, i liberi professionisti, gli imprenditori, i commercianti. La misura auspicata da Appindustria Confimi è invece l'abbassamento delle tasse sul lavoro. La misura delle tasse che abbiamo in questo paese è la più alta dell'OCSE ed è veramente esagerata. Questo non va bene e lo vediamo dai dati economici e di crescita. Così non va bene, bisogna abbassare le tasse. Sui carburanti il governo rinnova il taglio di 30 centesimi delle accise fino all'8 luglio, un'altra misura comunque temporanea e non strutturale. Il caro energetico invece impone soluzioni tempestive, urgenti, anche perché il governo punta sull'indipendenza dal gas russo entro il 2024. Ma a me sembra più che altro veramente un obiettivo irraggiungibile. Io non riesco a capire, e molti come me, come sia possibile una cosa del genere, dopo che l'Italia ha rifiutato le trivellazioni per estrarre il proprio gas e ha rinunciato, ahimè, al programma di energia nucleare. Ci vuole un team quindi che può essere capitanato da un commissario per bypassare la burocrazia asfissiante che questo paese, quale è attanagliato questo paese, per agire più velocemente e risolvere alcuni problemi. Infine, per le aziende penalizzate dalle sanzioni alla Russia, il governo stanzia un fondo da 200 milioni di euro, ma solo nel Vicentino l'export con Russia e Ucraina vale molto di più. Beh, sono sicuramente una goccia nel mare, ma è il tempo di fare una riforma fiscale che ci consenta anche di poter gestire momenti come questi, che non saranno purtroppo, credo, gli ultimi. Olimpiadi invernali del 2026, è nato ieri ufficialmente il braccio operativo Veneto, la Fondazione Cortina, ma il tempo perso costringe ora a correre per portare a casa il risultato. Noi, uso un brutto termine, Presidente, romperemo le scatole da questo punto di vista, ma romperemo le scatole affinché quel fattore tempo, che non è stato effettivamente un elemento di successo negli ultimi 24 mesi, noi sul rispetto dei tempi dovremmo essere ossessivi.
È il neopresidente di Fondazione Cortina a ribadire una volta per tutte l'elemento cruciale dell'operazione Olimpiadi. Tanto più ora che nasce ufficialmente con le firme notarili il braccio operativo che si occuperà di organizzazione e promozione dell'evento, in connessione con gli enti pubblici e la società infrastrutturale. Già, le infrastrutture e le opere, croce e delizia del percorso verso il 2026. Innegabili, spiegano tutti gli attori in campo, che senza le Olimpiadi non ci sarebbero stati oltre 1 miliardo di investimenti nel bellunese. Non avremmo ad esempio portato a casa la bretella del collegamento dell'aeroporto con la ferrovia, ma se non avessimo le Olimpiadi non parleremo di quasi 280 milioni di euro del finanziamento della variante di Longarone. Se non avessimo le Olimpiadi non avremmo i 300 milioni di euro, perché li abbiamo, per la variante di Cortina. Altrettanto innegabile però che si sia perso troppo tempo, e non solo per la pandemia, e a quest'ora si aggiunge il rincaro materie prime come un incubo sui cantieri. Bisogna realizzarle queste opere, perché al momento purtroppo sono ancora sulla carta. Io mi auguro veramente che ora, con una struttura commissariale che possa velocemente portare avanti questi progetti, si riescano ad appaltare, nonostante il problema legato all'aumento dei costi, riusciamo a vedere queste opere pronte per le Olimpiadi, perché questo è il grande obiettivo. Noi dobbiamo farcela ancora una volta, visto e considerato che abbiamo dimostrato sempre che il colpo di reni funziona. Tra le opere legate strettamente all'evento sportivo c'è il contestatissimo intervento sulla pista di bob. Dibattito deprimente, lo definisce Zaia, commentando poi un video postato dal sindaco di Cortina sulla sua pagina Facebook e realizzato da Paolo D'Amico. Immagini che mostrano la struttura come è ora, a 4 anni dall'evento. Siamo in presenza di un cadavere eccellente, di un sito degradato, di un sito che dovrà essere bonificato, e per bonificarlo ci vorrà 10-15 milioni di euro. Si sa che se avessimo dovuto andare a Innsbruck, come qualcuno sosteneva, perché bisogna fare le Olimpiadi sicuramente sostenibili ed economiche, ci avremmo dovuto mettere sopra altri 30 milioni di euro, quindi 15 di bonifica, 30 per andare a Innsbruck, cosa fa? 45 nel matematica. Con 60 ce lo portiamo a casa nuovo, ma con un piccolo vantaggio, che è l'unico bob paralimpico, quindi garantiremo a tutti gli sportivi di poter utilizzarlo. Io ho chiesto con una lettera al CIO di inserire la disciplina bob paralimpica come disciplina olimpica. Saluto e lo ringrazio per essere con noi il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. Allora Ministro, iniziamo subito dal decreto aiuti. Sul tavolo il governo ha messo 14 miliardi, tra le iniziative, tra i tanti punti sono 50 articoli, si va dal rinnovo del taglio delle accise sulla benzina al taglio, allo sconto nelle bollette, fino a questo premio, questo bonus di 200 euro per i redditi fino a 35.000 euro. Un importante sforzo a favore di famiglie e imprese in particolare sofferenza adesso. Assolutamente, ha detto bene lei, nel senso che questo è un provvedimento che vale 14 miliardi di euro, si aggiunge ad altri provvedimenti che valgono fino ad oggi, quindi per un totale di 30 miliardi di euro dall'inizio di anno ad oggi, quindi si parla di cifre veramente importanti, trovate in questo modo e fino adesso senza ulteriori scostamenti di bilancio. Io ci tengo particolarmente a questa norma sugli extra profitti, che è stata voluta dal Movimento 5 Stelle, che li porta dal 10% di tassazione di extra profitto al 25%, una nostra richiesta fatta più volte, come voi ormai sapete, in tutte le sedi. Questo vuol dire recuperare 10 miliardi di euro di extra profitti delle aziende energetiche che hanno fatto per l'innalzamento del valore dell'energia, e riteniamo che attraverso queste importanti risorse messe a disposizione finalmente possiamo intervenire innanzitutto su quello che è un dono quasi che noi facciamo a 27 milioni di nostri concittadini, andando a dare a ognuno di loro con sotto i 35.000 euro di reddito 200 euro nel mese di luglio, e questo è un dono importante che può in qualche maniera aiutare le nostre famiglie a sopperire all'aumento del costo dell'energia. E oltre a questo passaggio così importante abbiamo anche inserito delle norme che riguardano
un aggiornamento del costo degli appalti nel nostro paese, che voi sapete essere in questo momento mette in difficoltà molte delle nostre aziende, perché il costo di realizzazione delle opere dovuto all'aumento delle materie prime di fatto non fa rimanere in equilibrio economico le tante aziende che lavorano nel settore edile, e lì chiaramente abbiamo inserito oltre 3 miliardi di euro. Poi vi sono ulteriori risorse molto importanti che riguardano ad esempio anche le accise sui carburanti, per cui noi dal giorno oggi 3 maggio fino ad arrivare all'8 di luglio avremo una diminuzione per quello che riguarda il gasolio e la benzina di 30 centesimi, 25 più 5 di IVA. Quindi sono veramente cifre importanti che fanno prendere respiro all'economia del nostro paese. Poi chiaramente tutti quanti noi guardiamo con molta preoccupazione a livello internazionale alla situazione che oggi c'è in Russia, e stiamo chiedendo ad alta voce, in modo il Movimento 5 Stelle attraverso Giuseppe Conte, una tregua innanzitutto, e dopo in qualche modo che si arrivi ad una pace con un accordo tra Russia ed Ucraina, e dobbiamo iniziare veramente a parlare di questo accordo, altrimenti si parla soltanto di armi ed armamenti, di scontri a fuoco in quello che sembra quasi una realtà virtuale, sembra un videogioco, e invece stanno morendo centinaia di persone ogni giorno. Ecco, allora parliamo proprio di questo, Ministro, perché ieri il Premier Conte al Parlamento europeo ha parlato di una priorità, ed è il cessate il fuoco, ed è la priorità fondamentale per salvare vite umane. All'interno della maggioranza del governo italiano c'è però una discussione proprio sull'invio delle armi che dovranno essere armi di difesa, ma che potrebbero diventare armi d'attacco, al punto che proprio il Presidente Conte ha chiesto che venga riferito in Parlamento su queste armi che vengono spedite in Ucraina. E le chiedo a questo i 2 linguaggi diversi che probabilmente si parlano, da una parte Stati Uniti e Gran Bretagna, che da quella che doveva essere la difesa degli ucraini di fronte all'aggressione russa, ora si parla di colpire la Russia, colpire Putin, e quindi diminuire quello che è il loro potere, e dall'altra invece il linguaggio europeo che parla di aiutare il popolo ucraino a difendersi. Sono 2 linguaggi diversi in questa fase, Ministro? Mi permetto solo di correggerla, perché immagino che fosse il Premier Draghi quello che era a Strasburgo che lei indicava, e non il Premier Conte, perché in questo momento non lo è. Sì. Tutti quanti noi il Premier Draghi era il Parlamento europeo, assolutamente sì, un lapsus. Ad essere Presidente del Consiglio Conte il prima possibile, ne saremo tutti quanti, assicuro, molto molto contenti. Ma detto questo, chiaramente il Presidente Draghi sta facendo un grande lavoro di raccordo, e anche tutti i provvedimenti che avete visto sono firmati dal Presidente Draghi, che in qualche maniera cerca di assecondare l'economia del nostro Paese, grazie anche alla sua grande conoscenza dei temi economici e di gestione europea. Detto questo, vorrei inoltre aggiungere che in qualche modo la preoccupazione è altissima. Lei prima ha detto giustamente che il timore è quello che vi sia un'escalation, per cui si iniziano a poter lanciare dei missili in territorio russo per colpire degli obiettivi strategici da parte degli ucraini, che sarebbero sicuramente dei mezzi di missili non ucraini ma provenienti da altri paesi, e dall'altra parte in qualche maniera si affronti qualche tipo di attacco in territorio appartenente all'ombrello NATO, e questo chiaramente porterebbe a un'escalation militare che di cui non si sa, si capisce l'inizio ma non si sa poi dove si va a giungere. Quindi che in questo momento il nostro lavoro comune deve essere quello di riuscire a far sì che questi 2 paesi possano iniziare ad avere un dialogo serio. Noi come Movimento 5 Stelle, ma anche la risoluzione formata in Parlamento, desideriamo che vi sia la prosecuzione nell'individuazione della legittima difesa dell'Ucraina contro l'aggressore russo, e per far questo ci appelliamo all'articolo 51 della Carta dell'ONU, che permette appunto ai paesi che vengono aggrediti di poter difendersi. Questo è il passo fondamentale. Poi chiaramente ci deve essere appunto una volontà europea che deve espandersi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per riuscire a ricucire e poi chiaramente a far ritornare il cielo sereno in questo che è ancora un momento dove chiaramente le nubi sono molto 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 scure, e il futuro chiaramente sembra in grandissima difficoltà.
Sempre ieri il Premier Draghi, faccio attenzione a non sbagliare di nuovo, in Parlamento europeo ha parlato del bonus 110%. Ha detto su questo non siamo molto d'accordo perché i costi sono triplicati e qualche mal di pancia il Movimento 5 Stelle c'è stato di fronte a questa misura tanto voluta proprio dal Movimento e che ora rischia di avere i giorni contati? Beh, tanto voluta dal Movimento 5 Stelle, sì è vero, e tanto utilizzata in Veneto. Io penso che delle persone che ci ascoltano in tanti abbiano guardato questa importante manovra economica per il nostro paese che ci ha permesso di intervenire da una parte attraverso delle agevolazioni, diciamo, con delle risorse finanziarie importanti date alle nostre famiglie e dall'altra anche inserire un nuovo meccanismo che è la cessione del credito, il quale praticamente il credito può essere ceduto da un'azienda all'altra. Se da un certo punto abbiamo fatto attenzione perché questa cessione del credito sembrava comportare delle truffe abbastanza importanti nel nostro paese, abbiamo posto rimedio nei decreti precedenti. Oggi il nostro compito in qualche maniera, che abbiamo visto anche nell'ultimo decreto, è di migliorare questo provvedimento ampliando addirittura al 30 di settembre le pratiche per le unifamiliari, quindi per le nostre villette che sono una caratteristica del territorio veneto. Questo secondo me è la realtà, quello che poi viene inserito all'interno dell'ultimo decreto. Poi chiaramente il Presidente Draghi ha posto delle critiche nei confronti del superbonus, che chiaramente ha prodotto, ripeto, alcune situazioni di difficoltà perché in qualche maniera fatta la legge trovata l'inganno in questo paese, invece di comportarsi in maniera corretta alcuni ne hanno approfittato e questi vanno sicuramente colpiti. Dall'altra parte come Movimento 5 Stelle riteniamo che gli accordi presi fino ad oggi vadano rispettati nei confronti soprattutto delle tante famiglie che hanno espresso la volontà di poter riammodernare la propria casa e soprattutto di farla diventare autonoma sotto il profilo dell'energia, perché questo poi è il finale, cioè il finale del superbonus era la trasformazione energetica della propria casa perché diventi autonoma e mai più di oggi è il momento dove dobbiamo far sì che vi siano case che abbiano una forte autonomia sotto il profilo energetico e che possono in qualche maniera aiutare il nostro paese in questo momento così difficile. Ministro, chiudiamo con una notizia positiva, il Covid allenta la presa, si può tornare alla normalità dal 1° maggio, questo ritorno a guardarsi in faccia senza mascherine in molti posti, però abbiamo visto che fortunatamente da parte dei cittadini c'è anche molta prudenza, molti ancora quelli che la indossano all'interno dei negozi, dei supermercati, proprio per volersi proteggere, per voler proteggere gli altri, e questo è un bel segnale in questa fase di convivenza con il virus. Assolutamente, io la porto sempre con me, come vedete, immagino anche voi. Non ci dimentichiamo le sofferenze che abbiamo vissuto in questi anni e per cui stiamo ancora molto attenti e continueremo a farlo perché comunque qualche timore nel prossimo inverno c'è ancora e c'è la possibilità che le varianti possano peggiorare rispetto a quelle attuali, però è chiaro che il nostro Paese ha fatto dei grandi passi in avanti grazie all'impegno del governo Conte e del governo Draghi nell'affrontare una pandemia globale e oggi abbiamo la possibilità di contare una vaccinazione che raggiunge il 90%, una protezione molto alta. Chi si è ammalato è guarito senza molte difficoltà, a parte chiaramente i più deboli che ne hanno sofferto ancora o chi non era vaccinato, anzi in qualche maniera direi che c'è una 4ª vaccinazione in corso, direi di farsi avanti per le persone fragili e gli ultra ottantenni e poi dall'altra parte in qualche modo guardiamo ad altri paesi del mondo, no? Che in qualche maniera sono paesi anche molto forti sotto il profilo dell'economia come la Cina che sta facendo ancora lockdown. Per noi il lockdown è un incubo che si è chiuso oltre un anno fa e per questo motivo possiamo essere orgogliosi tutti quanti dei nostri sanitari e del nostro paese che in qualche maniera è entrato per primo nella pandemia, ne è uscito molto forte e dobbiamo però chiaramente mantenere ancora la massima attenzione. Grazie davvero Ministro, lasciamo ai suoi tantissimi impegni, grazie per essere riuscito a ritagliarsi del tempo per noi, grazie al Ministro Federico D'Incà, buon lavoro, a presto. Grazie. E questo è l'impegno del governo, un impegno per dare risposte a quelle che sono le difficoltà delle famiglie e delle imprese in questo momento e quindi il decreto aiuti che mette sul piatto questi 14 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte a questa difficoltà, lo ha detto il Ministro, senza dover far fronte ad uno scostamento di bilancio. Avete sentito però prima anche nel servizio degli piccoli imprenditori vicentini risorse che non bastano a coprire quello che è la necessità e quindi vedremo quelli che saranno gli ulteriori interventi dell'esecutivo. E allora adesso torniamo
alle nostre notizie, con una discussione che si fa sempre più accesa nella Marca trevigiana e che vede da una parte Veneto Strade, dall'altra parte i sindaci, al centro il progetto legato al ponte di Vidor, e ora Veneto Strade invia una lettera, un documento riservato a provincia e regione perché prendano una posizione. Come detto, però i sindaci sono sul piede di guerra. Io non accetterò mai questa nuova proposta perché da padre di famiglia i soldi vanno spesi bene. È inutile spendere dei soldi che non risolvono i problemi della viabilità del ponte di Vidor. Non vorrei mai che tutto questo tentativo di spostare tracciati fosse da un certo punto di vista preso anche come un modo per non fare nulla, e questa è una soluzione che non ci piace. È più di un sospetto quello che si allunga sul nuovo ponte di Vidor, opera milionaria attesa da decenni dall'intero Alto Trevigiano. È qui che si sta consumando uno scontro istituzionale senza esclusione di colpi tra sindaci del territorio e Veneto Strade, la società regionale che si occupa di viabilità. I primi rivendicano la bontà del progetto già individuato nel 2014 per un totale di 80 milioni di euro e riconfermato in una recente riunione. La seconda invece è la proposta alternativa da 50 milioni. Chiaramente a cambiare non è solo il costo ma pure il tracciato. Nel secondo caso, questo è il punto per gli amministratori locali, si andrebbe a stravolgere la vita di interi paesi senza incidere sulle attuali criticità. La proposta di Veneto Strade è estremamente impattante sui centri urbani, in modo particolare su quello di Pederobba, e noi non intendiamo avallare nessun tipo di soluzione di questo tipo. C'è il forte rischio che ci sia un impatto su una parte del centro di Covolo che è inaccettabile. Per gli amministratori locali che non ci stanno a passare per cicale vanno prese in considerazione diverse variabili che incidono anche sui costi finali. I sindaci non hanno bocciato l'idea di un ponte che costa meno per tenersene una soluzione che costa molto di più, perché alla fine la nuova soluzione noi siamo andati a verificarla ed è inattuabile perché ci sono una serie di espropri da fare molto importanti e perché comunque ci sono una serie di vincoli su quel tracciato là. Il muro contro muro ha portato lo stesso direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, a scrivere una lettera finora rimasta riservata al presidente della provincia Stefano Marcon e all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti perché prendano una posizione netta sulla vicenda. Per Vernizzi la proposta dei sindaci non è tecnicamente sostenibile ed è economicamente più onerosa. In attesa di riscontri si attende un rendezvous perché la storia infinita possa intravedere la fine. A breve ci sarà questo incontro con Veneto Strade, con tutti i comuni coinvolti da questo progetto che io definisco folle, perché se vogliamo risparmiare soldi e lasciare metà dei problemi ancora sul territorio è meglio non spendere neanche la metà dei soldi. Avevamo accennato prima con il presidente Doglioni della carenza di personale in molte realtà e di quell'albergatore trevigiano che ha detto della sua difficoltà di trovare giovani, che ha raccontato al momento del colloquio dicono di preferire la Naspi o chiedono 2.000 euro di stipendio. Allora sentiamo proprio la sua intervista raccolta dal nostro Christian Arboit. Sono ragazzi molto giovani che dicono: ma io piuttosto che venire a lavorare per uno stipendio ordinario sto in Naspi oppure percepisco il reddito di cittadinanza e quindi chi me lo fa fare, domandando così per eventualmente venire a lavorare cifre spropositate, 2.000, 2.200, 2.400 euro al mese, che per qualsiasi imprenditore dopo una ripartenza come quella che c'è stata è assolutamente impensabile da poter dare. È una fotografia impietosa quella scattata da questo albergatore di Mogliano, titolare di una struttura 4 stelle con 40 stanze. Anche lui, come tanti colleghi, sta registrando un fenomeno preciso: la fuga soprattutto delle nuove generazioni dai lavori tradizionali e relativi stipendi. Stiamo parlando sì di stipendi che si aggirano intorno ai 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 per un lavoro ordinario, insomma, come cameriere ai piani oppure receptionist oppure cameriere di sala. Preferiscono, a detta loro, stare a casa e percepirne 700-800 piuttosto che venire a lavorare e avere un impegno. Succede anche questo? Succede anche questo, purtroppo, sì, è all'ordine del giorno.
A pesare in molte strutture ricettive che ruotano su Venezia Aeroporti è paradossalmente la concorrenza della città lagunare, dove le proposte sono economicamente più allettanti, seppure stagionali, una guerra che rischia di diventare tra poveri. Venezia Centro qui per l'Interland nostro è veramente un problema, nel senso che le tariffe là sono chiaramente molto più alte e tuttavia secondo me anche loro stanno risentendo di questa problematica. 2 anni di pandemia poi hanno convinto tanti lavoratori rimasti senza prospettive a cambiare settore, una perdita di competenze che oggi con gli alberghi che tornano a riempirsi si sente, taglio del cuneo fiscale e ammortizzatori sociali di nuovo conio potrebbero essere una soluzione. Il lavoro c'è, grazie a Dio, ce n'è tanto, si sta riaprendo bene, la gente ha voglia di stare insieme, ha voglia di muoversi, ha voglia di rivivere quello che viveva prima della pandemia, tuttavia adesso sta a noi rimboccarci le maniche e cercare di professionalizzare un settore che purtroppo è in decadimento. Il problema dei furti in primo piano nella Marca trevigiana con l'associazione Furti in Corso che ha organizzato per il 22 maggio un sit-in in Piazza dei Signori di fronte alla prefettura. In quell'occasione farà una serie di richieste, tra queste la creazione di una task force di polizia, carabinieri, polizia locale dedicata proprio ai furti. Ormai è quasi certo che il 22 di maggio, quindi una domenica mattina, un'oretta, davanti alla prefettura a Treviso faremo questa piccola manifestazione, un manipolo di persone a chiedere un po' più di sicurezza. Un sit-in pacifico che vedrà in Piazza dei Signori una piccola rappresentanza dei 19.000 iscritti alla pagina Facebook di Furti in Corso. Una trentina di persone con cartelloni in mano per chiedere maggiore sicurezza, più controlli anche attraverso le telecamere e la certezza della pena. Ma c'è una proposta su tutti che l'associazione intende presentare in quell'occasione. Un'istituzione di una task force a livello proprio di provincia, e quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, che è strutturata, visto che ci sono anche le possibilità di farlo, possa intervenire a tempo debito. Demma, in vista del sit-in, ha creato sulla pagina Facebook del gruppo un sondaggio con una finalità ben precisa. Se sta prendendo una piega sbagliata il social, nel senso mi lamento sul social e nemmeno sui gruppi ufficiali, quindi comune, prefettura, questura, e mi basta così. In realtà no, se vogliamo cambiare le cose bisogna anche mettersi la faccia, però è giusto che si metta anche la faccia alle persone che vengano in piazza e facciano vedere che chiedono giusti anche per i nostri figli. Portare il problema dei furti al centro della discussione è fondamentale, continua il presidente di Furti in Corso, anche perché le previsioni non sono rosee. Prossimo inverno vedremo comunque un incremento, l'abbiamo visto, di aggressioni e furti. Il problema è dovuto che ci sarà molta più povertà, molte più persone a casa e il pane qualcuno dovrà portarlo a casa. C'è anche più delinquenza che gira. Prossimo obiettivo di Demma, un incontro con il nuovo prefetto Angelo Sidoti per far conoscere l'associazione. Spero che il prefetto magari quella domenica mattina si faccia vedere per stenderci la mano, come avevo fatto con il prefetto Laganà prima, manderò anche a lui una richiesta di un incontro. Contro la rovescia per la Dunata Nazionale degli Alpini a Rimini San Marino, e allora 4 penne nere hanno fatto tappa nel Trevigiano, raggiungeranno Rimini e San Marino in sella ad una graziella. La prima tappa grossa l'abbiamo fatta a Segusino, da un nostro amico Paolo che è il panificio che ci ha ospitato, ci ha dato a mangiare e bere. E poi pian pianino con pochissime tappe siamo arrivati qua e logicamente la nostra intenzione è quella di arrivare a Rimini per venerdì mattina, venerdì pomeriggio, insomma massimo, insomma ecco. Destinazione Rimini, Adunata 2022, 300 km tutti da pedalare per Elio e la sua squadra di orgogliose penne nere partiti da Trichiana a bordo di fiammanti grazielle, perché la graziella non propriamente simbolo di comodità è presto detto. Perché forse è la bici che fa più... Che è più idonea per la nostra età, visto che da piccolini la prima bici che abbiamo avuto era la graziella e quindi volevamo portare avanti questa diciamo tradizione, dai. Mezzo ideale. Autolesionismo puro questo. È masochismo. Sì. No dai, ci divertiamo, poi piano piano no, si arriva, non c'è problema. Il lato B, quello è il problema, che nei giorni si farà sentire proprio. Ma gli alpini si sa, non si lamentano, questa è la settimana della goliardia e dell'amicizia. Leonardo da Bassano del Grappa è l'unico non bellunese del gruppo. Sì, perché quando facciamo le adunate siamo tutti vicini, facciamo belle amicizie e
e durature soprattutto. Arrivati a Mogliano lunedì sera è scattata una gara di ospitalità con il vice sindaco Copparoni che si è prodigato a trovare un letto, a salutarli con tanto di fascia tricolore anche il primo cittadino. Mogliano ha una grande tradizione di ospitalità nel tempo, da presidenti a celebrità, e oggi siamo ben felici di ospitare questa squadra di coraggiosi alpini ciclisti. Alloggiati in questo albergo a prezzo politico, 25 euro, il titolare ha deciso di devolvere la somma all'associazione Pesco. Per il resto è stata una festa, immancabili rifornimenti. Per il viaggio che devono fare è importante anche ogni tanto fermarsi e bere un goccino di quello buono di Valdobbiadene. Per gli alpini, pip, ura! Pip, ura! Pip, ura! Noi partiamo con un pullman con 45 persone, sabato facciamo 2 giorni, poi altri partono già giovedì, altri venerdì, quindi saremo più o meno una cinquantina del gruppo di Mogliano a Rimini. E come sempre Antenna 3 sarà in diretta domenica 8 maggio per seguire insieme a voi le emozioni dello sfilamento della 93esima Durata Nazionale degli Alpini di Rimini San Marino. L'appuntamento è dalle 9 del mattino di domenica 8 maggio in diretta su Antenna 3 per tutte le emozioni di questa domenica alpina. E noi siamo in chiusura di questa prima edizione, ora c'è il meteo, poi qualche minuto di pubblicità e poi torneremo con la straordinaria A3, spazio come ogni mercoledì dedicato alla CGIL. Parleremo insieme a Nicola Talmi, segretario generale SLC CGIL Veneto, e a Valentina Dalle Feste, Inca Treviso, di salute e sicurezza sul lavoro, anche in merito a quanto emerso durante le celebrazioni della festa dei lavoratori domenica 1 maggio. Dunque meteo, pubblicità e poi torneremo con la straordinaria 3. Io intanto vi ringrazio per aver seguito questa prima edizione, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma ci vediamo tra pochissimo. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Il mese di maggio prosegue nel segno dell'instabilità atmosferica. Mercoledì sarà comunque una giornata in prevalenza buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, specie al mattino. A seguire nuvolosità in aumento con cielo spesso coperto. Non si escludono poi dei piovaschi su Alpi e Prealpi, localmente anche fin verso le pianure circostanti. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, saranno possibili delle piogge sparse su zone montane e pedemontane nel corso del pomeriggio. Temperature minime comprese tra i 10 e i 14 gradi, massime sui 23-24 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà più asciutto, poi possibilità di rovesci sparsi in aumento, anche in questo caso nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. E come annunciato rieccoci con la straordinaria A3, oggi è mercoledì e dunque spazio alla CGIL. Parleremo di salute e sicurezza sul lavoro, temi che sono entrati di forza nella manifestazione del 1 maggio. Allora saluto Nicola Atalmi, segretario generale SLC CGIL Veneto, ben ritrovato. Buongiorno. E ringrazio Valentina Dalle Feste, Inca Treviso, buongiorno.
E allora 0422 16 28 332, il numero lo vedete in sovrimpressione per chiamare in diretta e fare domande ai nostri ospiti. E allora a Talmi si è parlato il 1° maggio nelle piazze, con i sindacati tornati nelle piazze, di lavoro e di dignità del lavoro, che passa attraverso salari adeguati, ma passa anche attraverso una cultura, possiamo dire, della sicurezza sul luogo di lavoro. Sì, guardi, io ieri sera ho finito un'assemblea tardi in una grande fabbrica a Vicenza, dove un lavoratore, parlavamo di premi di risultato, mi ha risposto: sì, a me va bene avere un buon stipendio, mi va bene un stipendio che mi fa a fine mese, mi interessa avere un posto di lavoro sicuro, però io voglio tornare a casa dalla mia famiglia, magari anche con tutte e due le mani. Perché purtroppo in Veneto continuiamo a registrare, a livello nazionale in generale, ma in Veneto continuiamo a registrare un alto tasso di infortuni e di incidenti sul lavoro. Ricordiamo la vicenda drammatica un anno fa del ragazzo Mattia di Montebelluna, che venne travolto da una gru mentre stava lavorando, tante giovani vite perse sul lavoro, e la preoccupazione che un po' l'uscita dalla pandemia, un po' la crisi economica generalizzata che chiede di ripartire giustamente per recuperare, insomma, condizioni economiche decenti, ci costringa tutti a lavorare, magari un po' passare sopra alle norme di sicurezza e quant'altro. Quindi è un tema per noi importantissimo, abbiamo appena siglato un protocollo anche in regione con la Regione Veneto. Servono senz'altro più controlli nel territorio, la possibilità che un'azienda venga controllata per la sicurezza è bassissima, purtroppo i controlli sono pochi. Pensate che molte delle persone che si occupano di questo mestiere si sono occupati della pandemia in questo periodo, e quindi nei posti di lavoro c'era meno sorveglianza. Serve cultura ovviamente della sicurezza, e serve anche un po' meno precarietà, perché cosa volete? C'è poco da fare. Un ragazzo che entra in una fabbrica e lavora lì magari per 3 mesi, 6 mesi, un anno, con contratti a tempo determinato o in somministrazione, non investe in quel lavoro nemmeno in termini appunto anche di sicurezza, di conoscenza, e anche l'azienda fa fatica ad investire in sicurezza. Se uno invece lavora per un periodo più lungo nello stesso posto di lavoro con le stesse macchine, è più sicuro. Quindi la precarietà, insieme all'uscita dalla crisi, sta determinando un numero di infortuni sul lavoro che è oggettivamente inaccettabile, e sul quale, insomma, anche il Papa, la manifestazione del 1° maggio, anche il Presidente Mattarella è intervenuto. Deve diventare una priorità, perché appunto andare a lavoro, come ha detto quell'operaio questa notte a Vicenza, è importante, ma è importante anche tornare a casa dalla propria famiglia, e questa è una cosa su cui noi chiediamo che il faro rimanga sempre assolutamente acceso, insomma. Seduti a quel tavolo c'erano i sindacati, c'erano però anche tutte quelle realtà imprenditoriali, e quindi questo, insomma, diciamo è un segnale positivo, denota l'importanza anche per chi è, per i datori di lavoro, e appunto la cultura passa anche tramite la formazione, certo. E quindi anche informare il lavoratore di quelle che sono anche le basilari norme, certo, da adottare. Ma io devo dire che le aziende sane, le aziende che competono sul mercato, sono aziende che stanno attentissime alla sicurezza, perché tenete conto che avere un infortunio sul proprio posto di lavoro significa, insomma, Valentina lo sa bene, significa indagini, significa fermi produttivi, significa sanzioni, significa tutto questo, e oltre ovviamente alla questione drammatica delle persone che subiscono questi infortuni. Quindi le aziende che fanno, tra l'altro, che si impegnano sulla sicurezza, subiscono una concorrenza sleale da quelle aziende che invece magari ci passano sopra, quelle aziende dove c'è lavoro nero, dove c'è tanta precarietà, dove ci sono i subappalti, perché pensate che nella famosa vicenda di quel ragazzo, appunto Mattia di Montebelluna, di cui la mamma sta facendo una grande battaglia di sensibilizzazione su questo, quella era un'azienda in appalto che andava lì a mettere su un'impalcatura che non applicava nemmeno il contratto dell'edilizia, e la stessa gru che è caduta era in appalto, ed era in appalto perfino chi gestiva la gru. Lei capisce che quando c'è tutto questo sistema, lì non si trovano più poi le responsabilità. Quindi lavorare in sicurezza, le aziende lo fanno, investono, ci sono risorse, c'è formazione. C'è un livello di concorrenza sleale da parte di aziende grigie che invece sulla sicurezza non investono, e quindi anche le aziende hanno l'interesse
di lavorare perché tutto sia nella legalità, perché altrimenti appunto pensiamo agli infortuni in agricoltura quando viene succede la vendemmia, lavoratori stranieri utilizzati in modo irregolare, e sono tutti elementi che facendo emergere dall'illegalità possiamo contrastarli. Finché rimane in quest'area grigia è sempre più difficile. Valentina Dalle Feste, tecnicamente quando accade un infortunio sul lavoro cosa succede? Che meccanismo si innesta? Allora sostanzialmente penso che questa sia un'occasione importante per dare qualche indicazione anche pratica. Molto spesso ci troviamo a lavorare all'interno di realtà produttive e non conosciamo le regole del gioco, e quindi chi fa che cosa. L'istituto di riferimento in questo caso è l'INAIL, e sappiate che è l'acronimo di Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro e anche le malattie professionali. Chiaramente chi fa che cosa significa che il rapporto assicurativo è tra l'istituto e il datore di lavoro. Il lavoratore in questo caso è il soggetto assicurato. Immaginatevi la stessa tipologia di assicurazione che si paga per l'auto. Io pago l'assicurazione, in quel caso un RC auto, in modo tale che se dovessi creare un problema, Nicola, perché lo investo, la mia assicurazione pagherà giustamente il dovuto. La stessa cosa per l'INAIL. La cosa importante è dire che è un'area poco conosciuta, come dicevo, e le regole del gioco per la stessa ragione non vengono messe in pratica, purtroppo, per l'esperienza che io ho, anche dai lavoratori stessi, che in buona fede hanno una serie di reticenze, di remore che determinano molto spesso l'occultamento dei casi di infortunio. Perché? Perché il sistema italiano è un sistema premiante, quindi se l'azienda è brava, ed era quello che stava sostenendo Nicola prima, avrà sicuramente degli sgravi sul pagamento del premio all'INAIL. Viceversa, se l'azienda non rispetta le regole e avrà un numero molto importante di infortuni, dovrà aumentare, come si aumenta la classe di merito proprio per l'assicurazione. Detto questo, le regole sono: appena mi faccio male, lasciando da parte le autovalutazioni diagnostiche che non sono d'aiuto in questi casi. Siamo bravissimi. Ma noi siamo molto bravi. Noi italiani siamo bravissimi. Esatto, facciamo. Ecco. La prima regola fondamentale è sicuramente quella di seguire pedissequamente delle regole, insomma, di buon senso, quindi avvisare il proprio datore di lavoro, rivolgersi al pronto soccorso, dichiarare esattamente quello che è accaduto e non variazioni sul tema, e in questo caso partirà automaticamente la segnalazione all'istituto. Ricordatevi che l'istituto in questi casi dà all'assicurato tutti gli strumenti sanitari per la ripresa dell'attività di lavoro, quindi tutte le prestazioni sanitarie del caso dovute, le cure riabilitativi, gli esami strumentali, e poi concluderà la questione con un pagamento sostitutivo del periodo per cui il lavoratore si è assentato a causa dell'infortunio appunto sul lavoro. Quindi lasciamo a casa le cattive abitudini o i convincimenti in buona fede, dove si decide di dire che magari si è caduti rovinosamente nelle scale di casa, perché sappiate che poi, io lo dico sempre, si sta parlando adesso in maniera un po' più seria, si sta parlando della sicurezza nei posti di lavoro, si sta parlando di quanto può valere la nostra vita. Quindi il costo del lavoro vale la mia vita, vale la mia salute? La risposta ovviamente è no. Il trend di crescita ce l'ha appena spiegato Nicola, ci eravamo salvati per un periodo di lockdown abbastanza lungo dove le statistiche sembravano positive, ma l'evidenza era che c'erano poche persone chiaramente impiegate. Certo. Quindi la prima cosa da fare è questa. Il patronato dove io lavoro, della CGIL, patronato Inca, è a vostra disposizione, lo dico proprio a livello informativo perché lo scopo della trasmissione è quello di dare qualche spunto in più. Noi siamo a disposizione chiaramente per gestirvi tutta la parte amministrativa dell'infortunio nei confronti dell'istituto, ma la cosa più importante è che a bocce ferme, quando l'istituto si sarà pronunciato sui posti
postumi permanenti, cioè sui danni che residuano dall'infortunio, metteremo a disposizione chiaramente di chiunque voglia rivolgersi ai nostri uffici un'area medico-legale che gratuitamente permetterà di fare delle valutazioni rispetto all'entità del danno. Sappiate che se io mi rompo una gamba e vado a sciare, poi il resto magari zoppo, è un problema chiaramente solo ed esclusivamente mio. Se invece la questione è attribuibile o imputabile all'INAIL e quindi configurabile all'interno dell'infortunio lavorativo, ecco che le risposte previdenziali durano per i 10 anni successivi all'evento. Che tempistiche corrono in tutto questo meccanismo, cioè dal momento in cui io mi faccio male al momento in cui poi avrò anche un risarcimento? Allora, inizialmente appunto abbiamo detto la buona prassi è quella assolutamente di avvisare il proprio preposto, il datore di lavoro circa l'avvenimento, l'accadimento e spiegare un po' le circostanze. Rivolgersi al pronto soccorso, da quella data in poi certo, viene verbalizzato in fase di acquisizione da parte del pronto soccorso la dinamica dell'evento nelle annotazioni e da quel momento in poi insomma viene preso in carico dall'INAIL. L'INAIL quindi poi ha un apparato medico legale che si occupa della ripresa della guarigione clinica del lavoratore e a quel punto, dopo che il lavoratore riprende normalmente la sua attività, riceverà a casa il provvedimento. È su questo provvedimento che noi svilupperemo la seconda fase, che è quella poi del contenzioso che facciamo quotidianamente in maniera ordinaria rispetto a queste cose. Le faccio una domanda che probabilmente può apparire banale. Stiamo parlando di infortunio, sì. Quindi io che cado, io che mi resto con una mano incastrata in un macchinario, certo. Purtroppo più o meno gravi. Per quanto riguarda la malattia invece, sì. Immagino che sia più complicata la diagnosi perché ci sia un della malattia professionale okay. Che sia collegata certo. All'ambiente lavorativo rispetto magari ad altre circostanze. Invece è un'ottima domanda, anzi la ringrazio per averla fatta, perché in verità le malattie professionali sono le cugine degli infortuni, quindi se l'infortunio è causato da una causa violenta, no, esterna, la pressa che mi schiaccia la mano, l'esempio che faceva lei, la malattia professionale è determinata da una causa lenta. Quindi il fatto di svolgere, attenzione lo dico proprio perché oggi i programmi per il pensionamento sono così lunghi, il fatto di svolgere un'attività, una determinata mansione in maniera continuativa e non occasionale, per un periodo di esposizione molto lungo, pensiamo al mulettista, al gruista, che ha problemi di schiena, pensiamo mi viene in mente chiaramente l'edile, l'operaio edile che ha problemi sicuramente di ernia, problemi dell'apparato diciamo più in genere muscoloscheletrico, mano-braccio, le vibrazioni, i problemi di udito, le vibrazioni del martello pneumatico. Tutto questo determina che ci sia una correlazione diretta tra la patologia, che può evidentemente anche incombere su soggetti non esposti, allora diventa malattia comune, a soggetti che invece la determinano proprio per il tipo di lavoro che svolgono. Anche in questo caso abbiamo la possibilità, lo dico perché molti ignorano in buona fede l'esistenza di queste cose, si operano di tunnel carpale e non sanno che magari la causa è la ripetitività dei movimenti, questi si chiamano movimenti di Pink, oppure gli avvitatori, l'uso costante delle macchine a vibrazioni, oppure le persone che si occupano di verniciatori, il carteggiare, tutto quello che noi facciamo in questo modo può essere la causa. Ecco che anche in questo caso noi abbiamo a disposizione, questa è una cosa secondo me da segnalare, una medicina del lavoro, abbiamo proprio un medico del lavoro che prende in carico questi casi. Quindi si fissano degli appuntamenti, si chiede l'anamnesi lavorativa espositiva del lavoratore e poi si valuta la congruità, insomma il fatto di proseguire con questo percorso. E anche qui c'è molta carne sul fuoco, intendo dire, a livello sia di prestazioni sanitarie sia economiche. Atalmi,
questo meccanismo che Valentina ha spiegato in modo molto preciso, simile all'RC auto, l'assicurazione, quindi questo rapporto tra aziende e INAIL, andrebbe rivisto o non c'è alternativa? Cioè questo è e va bene così, sta al giusto comportamento dell'azienda e del lavoratore dire e quando c'è un infortunio sul lavoro? Ma diciamo che molto spesso, io l'ho notato, il lavoratore pensa che, diciamo così, l'INAIL sia un giudice, un tribunale che può prendersela col suo datore di lavoro. Sì. L'INAIL, l'ha spiegato benissimo Valentina, è un'assicurazione, quindi il mio datore di lavoro paga per essere obbligatorio, paga questa assicurazione e quindi è normale che se io mi faccio male devo segnalare che mi sono fatto male, perché appunto il mio datore di lavoro ha pagato per quello. Peraltro se il lavoratore è tranquillo, nel senso che se il datore di lavoro, scusate, se il datore di lavoro ha preso tutti i provvedimenti e le disposizioni che poteva prendere affinché l'infortunio non avvenisse, non è che automaticamente ha una penalizzazione o delle sanzioni. Quindi da quel punto di vista le aziende più mature lo sanno benissimo e quindi favoriscono che il lavoratore si rivolga al patronato e quindi all'INAIL, e le aziende un po' più piccole magari meno, ma molto spesso bisogna convincere i lavoratori che qualche volta non lo sanno. Corretto. Pensate, pochi sanno che ad esempio se io ho avuto un infortunio invalidante che potrebbe perfino limitare la mia possibilità di continuare a lavorare, l'INAIL mette a disposizione delle risorse per adeguare il tuo posto di lavoro al tuo deficit, per cui hai avuto una menomazione, hai avuto un infortunio grave che ti ha determinato delle conseguenze pesanti, invece di stare a casa a prendere mai una piccola pensione di invalidità che non ti permette di vivere, l'INAIL mette delle risorse a disposizione per adeguare il tuo posto di lavoro a continuare a lavorare. Quindi bisogna avere un atteggiamento molto più laico e pragmatico, cioè è un'assicurazione e devo usarla, visto che la pago devo usarlo. Questo i datori di lavoro più intelligenti lo capiscono, le associazioni di categoria ovviamente lo facilitano, forse questo avviene nelle aziende un pochino più piccole. Dopo è chiaro che se in quell'azienda le regole di sicurezza non sono rispettate, ci sono lavoratori in nero e cose di questo genere, è chiaro che se possono, cioè che quando succede l'incidente si spaventano, ma lì siamo nella illegalità, quindi un altro paio di maniche, insomma. Ma anche perché in aziende più piccole immaginiamo che il lavoratore senta l'azienda anche un po' sua, e quindi cerchi, non lo faccia in cattiva fede, ma lo faccia proprio in quest'ottica. Anche da questo punto di vista devo dire che nelle piccolissime aziende il datore di lavoro molto spesso è l'infortunato, perché pensate che in agricoltura quelli che si fanno male con i trattori molto spesso sono i titolari, per cui c'è anche molta più vicinanza, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Certo. Insomma, Abbiamo una chiamata in linea, pronto? Buongiorno. Sì, buonasera. Prego. Volevo un'informazione, volevo chiedere. Per le malattie professionali, per quanto riguarda i lavori sanitari, se ve ne potete occupare, grazie. Sì. Grazie, prego. Allora, guardi, rispetto al comparto sanità, le parlo direttamente della mia esperienza, insomma, dei casi che stiamo trattando a livello di provincia, proprio di Treviso. Siamo strutturati i lavori che riguardano la sanità pubblica, mi riferisco all'inquadramento, non so se lei fosse infermiere piuttosto che operatore sociosanitario, molto spesso anche in questo caso ci sono patologie riferite all'apparato muscoloscheletrico, quindi molto facile che nella movimentazione manuale di pazienti spesso non autosufficienti nelle RSA piuttosto che negli istituti o all'interno proprio dell'ospedale, chi ci lavora poi accusi nel corso di un'esposizione quantomeno decennale delle difficoltà rispetto alla schiena. Ecco, mi verrebbe da dirle che la rima baciata per gli operatori della sanità, passatemi il termine, è purtroppo, aggiungo io, i problemi alle ernie lombari, discali lombari. Ci sono alcuni casi di riconoscimenti di operatori con le spalle, però nel caso delle spalle è un po' meno frequente perché è molto più facile che accada un imbianchino. Perché?
o a chi nel lavoro è costretto ad alzare le braccia al di sopra dell'asse delle spalle per tempo prolungato. Mi veniva in mente prima, Nicola faceva l'esempio degli atti, dei fondi che ci sono a disposizione anche per le aziende che spesso non sono informate anche di questo, e noi abbiamo ricollocato una signora perché all'interno della sua realtà produttiva c'era una catena di montaggio dove lei avrebbe dovuto continuare ad avvitare le celle di un elettrodomestico, ma questo tipo di intervento le aveva usurato i legamenti della spalla. Allora non c'era molta possibilità di ricollocarla, e a quel punto con questi soldi stanziati è stata costruita una pedana, perché la signora chiaramente non potevano ripristinare la linea di montaggio, ci sarebbero stati dei costi insostenibili, e semplicemente con una pedana il cui costo è stato a carico appunto dell'istituto abbiamo trovato una soluzione adatta perché la signora continuasse al suo lavoro. Quindi se il signore di prima è interessato a questo approfondimento, se vuole lasciare, o forse l'hanno tenuto il numero di telefono, magari la chiamiamo e le diamo un appuntamento e verifichiamo la fattibilità, se le fa piacere. E comunque insomma, sappiamo che siete sempre a disposizione per chiunque, per questi consulenze, anche questa realtà di questi medici a disposizione per queste cose è molto importante. E in questi 2 anni abbiamo imparato a conoscere, noi, un'altra malattia che è il Covid, e fortunatamente, l'abbiamo detto, pian piano sta mollando la presa, al punto che dal 1° maggio ci sono, il 1° maggio è stata non solo la festa dei lavoratori, ma anche la festa dell'allentamento delle misure restrittive che appunto entrano nel mondo del lavoro, perché non è più obbligatorio usare la mascherina, ma è solo consigliato, e si demanda quelli che sono gli accordi sindacali tra azienda e sindacato sull'utilizzo o meno della mascherina, anche naturalmente in base a quelle che sono poi le realtà lavorative. La posizione del sindacato è sempre stata quella della massima attenzione, e quindi è sempre stato consigliato l'uso della mascherina, è sempre stato consigliato la vaccinazione, con anche dell'assemblea all'interno dei luoghi di lavoro, quindi la posizione del sindacato in tal senso la conosciamo benissimo. In questa fase qui di convivenza, Talmi, come vi ponete? Anzi, aspetti un attimo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, scusate. Prego. Volevo chiedere una domanda in merito alle malattie legate al toner, professionali legate al toner. Al toner? Pronto? Toner? Al toner. Legate, abbiamo capito le malattie legate al? Le malattie professionali legate al toner. Ok, la sensibilizzazione al toner. Esatto. Sì, la conosco. Sì, prego. Voleva qualche informazione nel merito? Volevo qualche informazione in più in merito per queste problematiche, ecco. Allora, certo, è importante. Allora do questa premessa veloce. Il sistema previdenziale dell'INAIL c'è un grande spartiacque, ci sono le malattie diciamo tabellate che sono le rime baciate, prima ho fatto qualche esempio, e poi ci sono quelle non tabellate. Lei fa una domanda su una malattia che non è tabellata, il che significa che il riconoscimento di questa tipologia, che è un fenomeno di sensibilizzazione che viene perché c'è l'esposizione al toner molto spesso delle persone addette. Io ho seguito 2 casi di questo genere molti anni fa, per la verità, e li abbiamo anche conclusi positivamente, però le dico in premessa che è una patologia non tabellata, il che significa che l'onere probatorio, se si dovesse poi procedere per le vie legali, sarebbe in capo a noi, quindi a lei e a me, cosa che non è un problema, però ecco, per darle qualche riscontro sarebbe opportuno che lei, a parte la diagnosi, si rivolgesse al nostro ufficio, portasse eventualmente gli esami che stabiliscono la sensibilizzazione alla sostanza, e ricostruiremmo insieme l'esposizione lavorativa e vedremmo insieme se questa esposizione sia occasionale nel termine in cui deve esserci una certa continuità di esposizione, e questo lo faremo comunque valutare al nostro consulente medico, che appunto viene dalla medicina del lavoro di Padova, e quindi sarà lieto di darle più informazioni rispetto a quelle che le do io, insomma, ma ci contatti.
Una domanda che mi viene ascoltandola, il fatto che non siano inserite nel tabellario è perché sono rare? Cioè, con che presupposto si inseriscono o no delle malattie? Allora, questo mi dà l'opportunità di dare anche una spiegazione un po' in più. Allora, si usano dei criteri epidemiologici, quindi quando si intraprende un percorso di riconoscimento di malattia professionale, uno dei soggetti che vengono interpellati o comunque messi al corrente è lo SPISAL. Prima ne ha parlato correttamente Nicola, ma lo scopo di interpellare lo SPISAL è nella sua funzione non ispettiva, ma di sorveglianza, se volete, no? Sanitaria. Il motivo per cui il criterio con cui esistono queste tabelle, che vengono aggiornate periodicamente ogni 4 anni dall'INAIL piuttosto che da altri enti di controllo, serve proprio a questo, ad implementare quelle tabelle. Pensate che l'ultimo aggiornamento che è avvenuto sulle tabelle dell'INAIL ha introdotto una numerosissima specie di dermatiti da contatto. Ecco, prima mi viene in mente il signore addetto alla sanità, anche spesso l'utilizzo costante dei guanti in lattice può essere un fenomeno un po' impegnativo, no? O chi si occupa anche di lavorare in ambito alimentare perché deve utilizzare i guanti di silicone. Per cui anche il riconoscimento che si fa a livello istituzionale di queste patologie permette poi al lavoratore di garantire una tutela della sua modalità lavorativa, quindi avrà la possibilità di utilizzare anche dei DPI idonei alle sue condizioni, giusto nel rispetto di questa politica di sicurezza. E allora, a proposito di DPI, che cosa succede? Cosa è iniziato a succedere dal 1° maggio nei luoghi di lavoro e qual è la strada che come sindacato state percorrendo? Allora, la cosa importante è che siamo anche contenti di questo, dal 1° maggio, cioè dal 2 maggio, perché il 1° maggio si sperava non si lavorasse, anche perché era domenica, e dal 2 maggio non c'è più l'obbligo di Green Pass per entrare al lavoro. Questo è importante perché questo è stato un tema molto delicato, perché ha comportato la sospensione dal lavoro di persone che non si erano volute vaccinare, quindi una conseguenza veramente pesante che noi abbiamo cercato di gestire e devo dire la verità, è stata anche molto problematica. Ma a parte quello, diciamo così, viene a decadere il momento dell'emergenza e assieme a questi anche quel protocollo nazionale che stabiliva tutte le modalità in generale per poter continuare a lavorare, quindi la mascherina, i distanziamenti, i disinfettanti per le mani, regole per corridoi, bagni, affollamento, mensa, eccetera, eccetera. Adesso cosa noi stiamo consigliando? Oggi, proprio oggi, a Roma c'è una riunione tra le parti sociali perché si prevede di riproporre il protocollo d'intesa nazionale, ovviamente magari alleviandolo un pochino, nel senso che siamo in una condizione più tranquilla, quindi è possibile che la mascherina sia tenuta solo nei casi in cui non riesci a mantenere il distanziamento, sei a contatto con il pubblico e quant'altro. Quindi ad esempio nel ristorante io entrerò senza mascherina, ma il personale del ristorante avrà ancora la mascherina ed è anche comprensibile da questo punto di vista. Quello che succederà probabilmente, ed è uno degli elementi che stiamo aspettando oggi, è se sarà obbligatorio avere questo protocollo o meno. Da quello che abbiamo capito con un confronto con Confindustria che ho avuto proprio l'altro ieri, probabilmente le aziende indicheranno di applicare comunque un protocollo di sicurezza, perché c'è comunque un rischio biologico e perché per i motivi che diceva Valentina prima, è chiaro che se io azienda ho applicato un protocollo di tutela di garanzia, diciamo così, se poi succede che una persona si ammala, ho fatto il mio dovere rispetto a quello che dovevo fare. Quindi l'orientamento sarà di una riduzione delle precauzioni, ma senza mollarle completamente, perché il virus sta ancora circolando, è che per fortuna siamo vaccinati e per fortuna la variante attuale è molto meno pericolosa, però ad esempio per i soggetti deboli eccetera, le cose che sappiamo. E il 15 giugno avremo un altro step dove probabilmente le mascherine potrebbero anche decadere completamente. In molti paesi europei ciò è già avvenuto. Purtroppo, dico purtroppo, che avevo un figlio di 13 anni,
A scuola, siccome le scuole durano fino a fine giugno, secondo me anche correttamente hanno chiesto il sacrificio di continuare a tenere questa mascherina fino alla fine dell'anno scolastico, sperando che poi i ragazzi si liberi. Mio figlio esce di casa con la mascherina e torna a casa con la mascherina, insomma ormai sono abituati, poveri, sì. Da quanto sono abituati ad averla addosso. Però sono stati bravissimi i ragazzi. I ragazzi, i ragazzi e anche gli insegnanti. Guardate che la scuola, che era il luogo più a rischio, ha retto veramente bene grazie ai ragazzi e agli insegnanti che sono stati veramente bravi. Però ecco, ci auguriamo che dal 15 giugno cada anche questo. Noi stiamo però con i protocolli, stiamo operando per mantenere, soprattutto in certi ambienti, in sanità sarà ancora obbligatorio, nei mezzi di trasporto sarà ancora obbligatorio per un po', però in ogni caso in tutte le occasioni dove è possibile, diciamo così, comunque un contagio molto, molto alto, è una buona norma di precauzione. Del resto io la dico così: pensate solo a quante influenze normali, raffreddori normali ci siamo evitati in questo periodo terribile con la mascherina, quindi ecco, forse qualche sforzo in più, anche perché tanto arriva l'estate e sappiamo che anche rispetto agli anni precedenti, quindi da quel punto di vista, diciamo, un passetto in avanti lo abbiamo fatto. È stata molto dura, molto pesante, perché io lo ricordo sempre, guardate che in tutta la fase pandemica, anche quando era chiuso tutto, il 40% delle attività produttive nel nostro territorio ha continuato a lavorare. Ovviamente i ristoranti, quelle cose anche, ma le fabbriche nostre in gran parte hanno tutte continuato a lavorare, per fortuna dico io, perché altrimenti il paese si sarebbe fermato. Pensate a chi ha garantito il funzionamento anche dei supermercati, non solo della sanità. Quindi il mondo del lavoro rispetto al Covid ha fatto uno sforzo enorme da questo punto di vista ed è stato veramente impegnativo, con dei costi anche personali, perché voi immaginate d'estate a lavorare in una fabbrica con il caldo, con la mascherina, ecco, per cui questa cosa andrebbe riconosciuta, dico io, perché insomma voglio dire, mi pare che gli sforzi le lavoratrici e i lavoratori di questo paese ne hanno fatti e parecchi, insomma. Quindi le aziende sono chiamate in questa fase ad attendere quella che sarà un po' la linea guida, quindi in questo momento magari usare la precauzione, un po' il buon senso, e poi arriveranno le indicazioni. Arriverà praticamente il protocollo nazionale, proprio dovrebbe arrivare oggi. A quel punto in tutti i posti di lavoro, come è successo nel più della pandemia, noi abbiamo continuato, io in particolar modo facevo questo di mestiere, noi andavamo nelle aziende e facciamo i protocolli azienda per azienda, vedendo il rischio specifico, per vedere insieme con gli RLS, che sono i rappresentanti della sicurezza per i lavoratori, quali sono le condizioni migliori per poter lavorare in sicurezza. E guardate che su questo veramente è stato tanto, e io devo ammetterlo, che anche i datori di lavoro sono stati molto molto sensibili, cioè noi abbiamo avuto aziende che hanno anche fatto qualcosina in più rispetto a queste cose, perché si rendevano conto che altrimenti chiudevano, e quindi da questo punto di vista c'è stata una certa sinergia, diciamo, ecco. Quando c'era la quarantena per i contatti significava fermare la produzione, quindi insomma è stato importante la collaborazione di tutti per andare avanti, per arrivare poi a questo risultato, merito un po' di tutti noi. Posso dire una cosa che riguarda invece il mio lavoro, perché poi anche noi siamo lavoratori. Una cosa positivissima invece secondo me dal Covid è che facciamo meno riunioni a Roma, facciamo queste riunioni bellissime in videoconferenza, risparmiamo un sacco di tempo, di soldi e di inquinamento, e questa è una cosa che secondo me potremmo tenercela come positiva. Chiaro che se io vado a fare una trattativa per un premio di risultato in una fabbrica, preferisco essere presente davanti al datore di lavoro. Però per le riunioni, per queste cose qui, io credo che il tema delle videoconferenze in generale nel mondo del lavoro potrebbe rimanere, perché comunque è un risparmio di costi, di spese, di spostamenti, come sta continuando molto il telelavoro. Noi registriamo che molti lavoratori, soprattutto ovviamente nel settore della conoscenza, impiegatizi, ancora adesso ci sono aziende che hanno molti lavoratori in smart working e stanno facendo fatica a riportarli a lavorare in azienda. Anche perché poi bisogna sfatare un po' quello che se uno è a casa lavora meno, anzi rischia di lavorare ancora di più, perché poi lavora, non ci sono pause pranzo, non c'è nulla, si continua a lavorare, e quindi probabilmente sarà poi una modalità che verrà laddove possibile mantenuta, anche per poi conciliare i tempi lavoro-famiglia. Per noi donne è qualcosa di importante, Valentina. Allora, Covid, mi sembra di capire che ci sia uno spartiacque anche in questo caso, prima del 1° maggio, del 2 maggio e dopo, cioè adesso se una persona si ammala di Covid, cosa deve fare e dove si andrà a vedere? O quello che era prima rimane, quindi uno malato di Covid seguirà quello che poi è l'iter, insomma, di una malattia professionale? No. Anche qui è particolare. No, in questo caso sarebbe... allora, farei così.
C'è un passo indietro. Allora, rispetto alla questione Covid considerato come infortunio sul lavoro, l'INAIL in verità non fa altro che applicare un atteggiamento che risale alle regole base, quindi equiparare la causa violenta, cioè la pressa che mi schiaccia la mano, alla inoculazione del virus dell'epatite che io prendo perché faccio l'infermiere, era già presente ed è nulla di nuovo. Quindi l'infermiere che prende pungendosi con ago infetto l'epatite ha diritto ad avere il sostegno, insomma il riconoscimento dell'evento come infortunio sul lavoro. La novità nel caso del Covid è che l'INAIL, con una circolare che ha pubblicato all'epoca del primo lockdown, ha aperto le porte di fronte a una pandemia. E capite voi l'impatto anche mediatico di una posizione del genere, e questo lo ha fatto sostanzialmente dicendo diamo per scontato che per alcune categorie di lavoro, per esempio gli operatori della sanità piuttosto che chi lavorava all'interno di strutture sanitarie, la signora addetta alle pulizie dell'ospedale, la cuoca, il tecnico di laboratorio piuttosto che mi viene in mente l'addetta al supermercato che lavorava in lockdown, il farmacista, eccetera. Tutte quelle tipologie di lavoratori, dice l'INAIL all'epoca del lockdown, che dovessero contrarre o che avessero dovuto contrarre il Covid, si dava per scontato che fosse appunto per ragioni lavorative. Quindi applica una presunzione, si chiama presunzione semplice d'origine. Quindi non dobbiamo stare a dimostrare chissà che cosa. Capite l'importanza di una cosa del genere, perché di fronte a una pandemia io stessa mi ero un po' preoccupata sull'entità della questione. In verità lì c'è stato anche un problema nell'attuabilità di questo precetto normativo, perché chi aveva il Covid doveva starsene a casa, non poteva accedere al pronto soccorso di prima, stava a casa in malattia, insomma una serie di problematiche superate, a fronte del fatto, e questa è un'occasione in cui mi sento anche di dare questa informazione, l'atteggiamento dell'INAIL è benevolo, per cui anche i casi di Covid contratti in occasione di lavoro non necessitano per esempio di una denuncia da parte del datore di lavoro secondo i termini previsti, cioè il legislatore ha detto ok, andiamo oltre le scadenze perché questa è una cosa un po' eccezionale, quindi anche in questo caso le aziende che si facevano delle remore rispetto a delle scadenze vengono sollevate da qualsiasi forma di sanzione amministrativa per non intempestività. E l'altra cosa è l'aumento del premio, quindi se io ho dei lavoratori che si ammalano di Covid ed è stabilito a livello anche anamnestico, cioè di esposizione a rischio, che sia dovuto dal fatto che magari lavoro e c'è un cluster, cioè ci sono più di 3 persone che contestualmente hanno la stessa problematica, l'azienda non avrà dei rincari sul premio. Lo dico perché a volte, come diceva correttamente Nicola, la paura più diffusa in capo ai datori di lavoro è quella di incappare in azioni risarcitorie ingiuste, passatemi il termine. Ecco, nel caso del Covid, nel momento in cui c'è stata un'attenzione importante anche dalle stesse aziende per mettere in atto le misure di prevenzione, vorrei mettere un po' i cuori in pace e dire ok, se anche ci sono dei lavoratori che si ammalano perché contraggono il virus nel luogo di lavoro, sappiate che non è un problema, insomma risponde l'INAIL che voi pagate, come detto prima. Ecco. Posso fare una domanda a Valentina? Sì, ecco, la domanda è la stessa che vorrei fare io. Guarda, Tania. E se vanno fuori invece conseguenze invalidanti di lungo periodo del long Covid? Esatto, era la stessa? Sì, no, ma io faccio un passo prima. Scusami. È già andato avanti, guarda già oltre. No, io volevo chiederle, quindi poco conta se io il Covid lo porto in azienda ma lo prendo fuori. Cioè, un conto è se ci sono tre lavoratori e quindi inevitabilmente il contagio è arrivato all'interno dell'azienda. Ma se io sono l'unico lavoratore... Il caso 1. Allora il caso 1, allora in questo caso abbiamo detto che è questa la probatio diabolica, nel senso in un caso del genere non è così scontato riuscire a capire chi è che cosa, quindi se mi trovo all'interno di una struttura aziendale dove ci sono più contagi, va da sé che il caso 1
è di natura extra lavorativa, il caso 2, 3, 4, 10 invece è lavorativa, senza incappare in sanzioni qui entra in gioco la parte di ricostruzione che fa l'apparato medico-legale dell'INAIL. Non a caso somministrano dei questionari ai lavoratori, i quali devono scrivere con una certa attenzione di particolari anche che cosa è avvenuto. Detto questo, perché fare tutta questa fatica? Così rispondiamo al long Covid. Perché? Allora, dal punto di vista economico i giorni di assenza sostanzialmente sono equiparabili, sia che vengano pagati come malattia sia che vengano pagati come temporanea INAIL, quindi non è questo ragionamento da fare, non lo fate mai a mio avviso, cerchiamo di andare al senso delle questioni. La verità è il riconoscimento del caso infortunio da Covid garantisce, come per tutti gli altri infortuni, una tutela sanitaria decennale, e quindi purtroppo abbiamo a che fare con una malattia per lo più sconosciuta, non abbiamo ancora capito le ricadute e le conseguenze, quindi il fatto di attivarsi attraverso i nostri uffici permette al lavoratore, al cittadino di investire una forma di garanzia. In termini, se mi permettete, anche molto pratici, quindi l'esonero al pagamento del ticket sanitario per i problemi, non so, di respirazione, se devo andare a farmi una visita pneumologica piuttosto che una visita cardiologica. Poi su questo tema so che almeno le nostre ASL, per quello che riguarda il Veneto, hanno un atteggiamento assolutamente sul pezzo e seguono i malati di Covid con dei sistemi di follow-up, per cui in verità la parte la fa già la sanità pubblica, però insomma è un elemento in più da tenere presente. Anche perché ragionavo, l'INAIL ha fatto questo per la pandemia, quindi una situazione particolare di emergenza. Da quello che ci dicono gli scienziati noi dovremo convivere con il virus e quindi dobbiamo farcene una ragione, quindi probabilmente si rivedranno anche questi protocolli alla fine. Credo di sì, e poi credo anche che non sarà per fortuna più la causa di quei decessi che ci hanno messo in ginocchio, insomma. Verrà considerato un'influenza, per cui ci sarà... Ecco, io auspico ci sia questo. Tutti quanti. C'è la pubblicità, ma prima... Purtroppo la cronaca entra prepotente in questa discussione perché un 60enne dipendente del comune di Costa Bissara è annegato all'interno di una roggia. L'operaio stava tagliando l'erba accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada quando il piccolo trattorino nel quale era alla guida è scivolato all'interno del piccolo canale. L'uomo non è riuscito a liberarsi. Non si esclude che all'origine dell'incidente sul lavoro vi sia stato un malore. Naturalmente questo spetterà poi alle forze dell'ordine fare chiarezza. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza, il SUEM e la polizia locale. Purtroppo l'ennesimo incidente sul lavoro, anche se poi abbiamo capito che probabilmente all'origine c'è un malore che ha poi causato il tutto. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, stiamo parlando insieme a Nicola Talmi e a Valentina dalle feste della CGIL, stiamo parlando di salute e sicurezza sui posti di lavoro. Abbiamo aperto una finestra molto importante, abbiamo parlato di sicurezza, di infortuni, di malattie professionali, di Covid e di long Covid, perché insomma alla fine questa è la realtà con la quale stiamo convivendo e dovremo convivere. In questa parte, a Talmi, io vorrei però venire un attimo a quella che è la discussione in questa fase di ripartenza, di stagione estiva alle porte, perché abbiamo raccolto tante grida d'allarme da parte di ristoratori, baristi, albergatori che non trovano personale, non trovano giovani. Spesso al momento del colloquio c'è chi dice a questo punto preferisco il reddito di cittadinanza, e quindi molto si punta il dito contro questo. La poca voglia di sacrificarsi di fronte magari a turni che prevedono di lavorare sabato, domenica, la sera, eccetera. La realtà qual è? Se c'è una realtà, c'è anche magari quel poco voglia di fare certi lavori che però magari si vanno a fare all'estero? Allora, c'è da dire che c'è un po' di tutto. Senz'altro io diffido sempre delle notizie, ma io propongo stipendi regolari, non esco tra nessuno. Ho letto di un ristoratore che ha chiuso il ristorante per non trovare i camerieri. Allora, in realtà, e anche quando sento parlare di reddito di cittadinanza, lì mi si accende la lampadina, perché siccome il reddito di cittadinanza
comporta dalle 5, per chi riesce a prenderlo dalle 5 alle 700 euro al mese, allora se uno preferisce il reddito di cittadinanza vuol dire che l'offerta economica non era tanto lontana dal reddito di cittadinanza, oppure, perché accetto questa obiezione, uno dice prendi il reddito di cittadinanza e magari lavoro in nero, però lì torniamo a essere nella illegalità, cioè il lavoro nero non dovrebbe esserci, cioè nei bar e nei ristoranti se tu vuoi impedire che uno ti risponda così bisogna che non ci sia il lavoro nero. Dopodiché aggiungo un pezzettino che però ci sta, cioè in realtà devi anche pensare che il lavoro che offri alle persone debba in qualche modo essere economicamente, diciamo così, significativo, ma anche un po' gratificante. Probabilmente il ragazzo che lavora per 3 mesi perché fa la stagione estiva per mantenersi all'università è una cosa, il lavoratore che deve magari mantenere la famiglia con un lavoro è un'altra. Il lavoro del cameriere, penso a quello in particolar modo, è stato un po' svilito nel corso degli anni, anche in termini professionali ed economici intendo, perché poi uno fa un lavoro per arrivare a fine mese ovviamente, ma fa anche un lavoro perché magari è la sua realizzazione, ecco. Per cui sono le due cose insieme. Se ci fosse meno lavoro nero io sono convinto che sarebbe più facile diciamo così non avere dei rifiuti, perché io non nascondo che ci sono ragazzi che vanno, me l'hanno detto amici che hanno attività turistico-commerciali, che ti dicono io vengo a lavorare da te però in nero perché non voglio fare la dichiarazione dei redditi, non voglio, magari ho le tasse all'università oppure magari ho anche la reddito di cittadinanza. Per cui senz'altro va contrastato il lavoro nero perché poi è pericoloso, perché poi se si fa male quando è al lavoro poi sono problemi e quant'altro. Però assieme a questo c'è anche forse il fatto che i salari sono anche molto bassi, perché insomma quando io leggo per un cameriere che prende 1.400 euro al mese bisognerebbe andare a vedere con che orario, perché se io vado dentro un po' di queste aziende troverò tantissimi part-time che stranamente se vado lì sia la mattina che al pomeriggio sono sempre lì che lavorano, quindi evidentemente qualcosa non torna. Poi dopo nelle aziende invece un po' più strutturate anche lì c'è ricerca di manodopera, c'è difficoltà a trovare lavoratori, però anche lì il tema è la prospettiva. Se io entro in un posto di lavoro e capisco che lì dove lavoro verrò un pochino valorizzato, il mio stipendio mi permette di arrivare a fine mese e non di essere un povero e magari penso anche di poter avere una prospettiva, io in quel posto di lavoro ci rimango. Quando si dice ma vanno a Londra a fare i lavapiatti, sì, ma imparano l'inglese. Abbiamo un telespettatore in linea o telespettatrice. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, prego. Con chi posso parlare dei due? Lei faccia la domanda e poi vediamo chi risponde. Non si preoccupi, lei faccia pure la sua domanda, signora. Pronto? Sì, sì, faccia pure la domanda. Allora, volevo chiedere, mentre stavo mettendomi la pomata in faccia, sì, mentre stavo mettendo la pomata in faccia, che sono caduta. Alla casalinga. Signora, sì. Mi perdoni, lei... Sono caduta sono caduta in piazza dove c'era una mattonella sconnessa. Camminando in città. Pronto? Sì, abbiamo capito. Questo però mi sa che non rientra nell'incidente sul lavoro. No. Però si può chiedere un risarcimento. Potrebbe chiedere un risarcimento al comune. Esatto. Deve segnalare l'infortunio, deve andare a parlare al comune, deve spiegare cosa bene è successo, deve dire guardate che c'era il terreno sconnesso e fa una bella foto in modo tale che poi il comune, che sicuramente ha delle assicurazioni, magari le dà riscontro e può chiedere un risarcimento. Per questo però è fuori dal mondo del lavoro. Pensavo fosse una casalinga. Signora, in effetti, esatto, infatti, se fosse stata una casalinga, cosa succede? Le casalinghe pagano un bollettino all'INAIL perché sono assicurate anche loro rispetto agli infortuni domestici, e tra l'altro è intervenuta una modifica legislativa che ha quasi equiparato la tutela economica risarcitoria delle casalinghe, che prima
prima di questa modifica dovevano, poverine, pensate, avere un danno che le costituiva in rendita, quindi dei danni importanti, veramente molto molto importanti. Oggi basta un 6% per ottenere un risarcimento di 300 euro, dal 6 al 15%, poi chiaramente ci sono altre valutazioni. Lo dico perché a volte ci si chiede: ma vale la pena pagare quel benedetto bollettino? La risposta è sì, non solo per i 300 euro che nessuno auspica servano, ma perché nell'ipotesi triste in cui si verifichi un infortunio mentre fate le faccende domestiche avrete una copertura anche di tipo sanitaria, ripeto sanitaria, non solo economica, e vi ricordo tra l'altro che il bollettino che pagate all'INAIL tra l'altro è deducibile, quindi va a abbassare l'imponibile su cui si pagano le tasse. Quindi questo un po' a sommi capi, comunque insomma contattate. Ma è importante specificare. Atalmi ha visto quelle che sono state le decisioni del governo nel DL aiuti per venire incontro a famiglie e imprese. Qualcuno dice bene ma non sono sufficienti. Ma guardi, da quello che si capisce, insomma, si parla di un bonus una tantum di 200 euro per l'aumento delle bollette. Il calcolo che ha fatto la CGIL è che mediamente una famiglia di lavoratori dipendenti avrà un aggravio di costi per i costi energetici in un anno di 2.000 euro. Pensate che il governo Draghi aveva fatto una manovra, diciamo così, di revisione delle aliquote fiscali, che doveva essere una redistribuzione che per i lavoratori, per le fasce intorno ai 30.000 euro ha portato poco o niente, ha portato invece dei vantaggi per le fasce di reddito intorno ai 50.000. Allora qui nel nostro paese abbiamo un problema che è grande come una casa, e che guardate che non è un problema che lo dice il sindacato, è un problema che lo dice chiunque passando per strada. E sono aumentate la spesa al supermercato, è aumentata la bolletta dell'energia, è aumentata la benzina per muoversi, l'unica cosa che non sono aumentate sono gli stipendi, e il mese è troppo lungo rispetto alla durata dello stipendio. Questo è un tema, guardate, che prima ancora di essere una questione di ingiustizia è un tema che blocca la ripresa economica, perché se le famiglie non hanno lo stipendio che basta arrivare a fine mese, comprimono le spese e ovviamente creano problemi all'economia complessiva. Noi abbiamo l'inflazione che sta galoppando, abbiamo gli stipendi bloccati, inchiodati. Io è vero che sto firmando contratti di premi di risultato per aziende che stanno lavorando bene, e per fortuna, ci mancherebbe altro, però il potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni è crollato miseramente rispetto al costo della vita, e ci sono lavoratori che scivolano nella povertà, cioè persone che lavorano e che malgrado lavorino, pagando un affitto o un mutuo di una casa, avendo 2 figli, in monoredditi ormai penso che non esistano più, con 2 redditi fai fatica, diciamo così, a sopravvivere. Questo è un tema che noi abbiamo posto al governo. Si parla ogni volta di taglio al cuneo fiscale, che sarebbe la differenza tra il netto e il lordo delle nostre buste paga. Ricordo che dentro lì, tra il netto e il lordo, questo cuneo fiscale è composto dai soldi per la previdenza, cioè per le nostre pensioni, alcune tasse minori, e l'IRPEF. L'IRPEF sono le tasse che pagano i datori dipendenti, quindi che i datori di lavoro semplicemente trattiene alla fonte, perché sennò sembra che i datori di lavoro pagano le tasse per i dipendenti, non è così. Quindi qual è la questione? Che se tu riduci quel cuneo, riduci o i soldi per andare in pensione un domani o i soldi con cui tu paghi le tasse. Siccome nel nostro paese il tema è sempre quello che le tasse sono alte, ma sono alte per chi le paga, bisognerebbe che in questo paese cominciassimo ad aiutare in termini di pressione fiscali i lavoratori dipendenti, che sono quelli che le tasse le pagano tutti per forza perché gli vengono trattenuti alla fonte, e magari fare qualcosa per recuperare un'evasione fiscale che è devastante. Se noi andiamo a vedere in una città come la nostra quanti sono i contribuenti che dichiarano redditi intorno agli 80.000 euro annui, andiamo a vedere quanti sono e contiamo quante Porsche Panamera sono immatricolate a Treviso. Ecco, c'è evidentemente un'elusione, un'evasione fiscale che è scandalosa, e quindi se vogliamo rimettere soldi nelle tasche dei lavoratori dipendenti e dei pensionati bisogna farlo facendo pagare le tasse a tutti, perché quelli che ne pagano troppe sono sempre gli
stessi, ecco, voglio dire. Per cui da questo punto di vista, guardate, noi speriamo che il governo Draghi adesso su questa cosa metta mano veramente, perché fino adesso abbiamo messo pannicelli caldi per bloccare gli aumenti delle bollette e quant'altro, ma una famiglia che si è trovata con la bolletta raddoppiata e anche il carrello della spesa aumentato del 10-20%, è una famiglia che fa fatica a arrivare a fine mese. Noi crediamo che il governo dei migliori, visto che ci sono tante risorse, adesso non c'è più il mito della spesa pubblica, adesso pare che si possa spendere, si possa indebitare, poi dopo non so chi pagherà questi debiti, ma sarebbe bene che i soldi andassero anche alle persone appunto che lavorano, che sono quelle che in questo momento non ce la fanno. Grazie a Nicola Talmi, segretario generale SLC CGIL Veneto, grazie a Valentina dalle Feste Inca Treviso, grazie a voi per averci seguito, vi abbiamo dato qualche informazione in più sugli infortuni, sul lavoro. La cosa principale è fare attenzione e applicare tutte quelle che sono le norme di sicurezza perché gli infortuni non ci siano. Grazie davvero per averci seguito, buon proseguimento di giornata.